gente viaggia e va a telefonare col dopo barba che sa di pioggia e la 24 ore perduti nel Corriere della Sera, nel va e vieni di una cameriera, ma perché ogni giorno viene sera. A volte un uomo è da solo perché ha in testa strani tarli, perché ha paura del sesso o per la smania di successo, per scrivere il romanzo che ha di dentro, perché la vita l'ha già messo al muro, o perché in un mondo falso è un uomo vero, Dio delle città e dell'immensità. Se è vero che ci sei e hai viaggiato più di noi, vediamo se si può imparare questa vita e magari un po' cambiarla prima che ci cambi lei. Vediamo se si può farci amare come siamo, senza rioventarci più con nevrosi e gelosie, perché questa vita stende e chi è steso dorme o muore, oppure fa l'amore. Sete d'avventura, perché han studiato da prete o per 20 anni di galera, per madri che non li hanno mai spezzati, per donne che li han rivoltati e persi, o solo perché sono dei diversi, Dio delle città e dell'immensità. Se è vero che ci sei e hai viaggiato più di noi, vediamo se si può imparare queste donne e cambiare un po' per loro e cambiarle un po' per noi, ma Dio delle città e dell'immensità. Magari tu ci sei e problemi non ne hai, ma qua giù non siamo in cielo e se un uomo perde il filo è soltanto un uomo solo. Sole, ragazzi soli, diversamente giovani soli, questa solitudine che poi comporta che questi ragazzi, specialmente ragazze, facciano delle cose stranissime. Ecco, noi vediamo veramente, specialmente al mare, diciamo, mamma mia, tutti questi tatuaggi fanno bene, fanno male, ma non solo quello, è questa solitudine che poi proprio delle persone che creano, devo parlare molto semplice perché i diversamente giovani devono capire a casa, questi personaggi televisivi che si creano poi delle immagini strane, che poi c'è quello che copia, voglio essere uguali. Ne parleremo questa mattina con la dottoressa Diva Simonetto, dermatologa. Oltretutto grazie dottoressa Simonetto di essere qui, soprattutto per capire l'importanza anche di quello che dirà lei questa mattina, di sapere cos'è un tatuaggio, fa bene, fa male, i colori, perché lo spunto me l'ha dato proprio questa mattina, ma ci rendiamo conto che abbiamo i corpi completamente tatuati. Prego dottoressa Simonetto. Intanto
Grazie a te di avermi invitato e buongiorno a tutti. Anche buone feste, perché ormai sì, siamo in periodo di feste. Mirella mi ha invitato all'improvviso, non sapevo neanche che cosa volesse chiedermi. I tatuaggi. I tatuaggi ormai sono una moda. Quando ero piccola io c'erano sulle figurine delle cose strane nel mondo, queste persone completamente tatuate. Adesso è di tutti, uno o molti tatuaggi, i giovani ce li hanno tutti. Il motivo è l'abitudine, il copiarlo è diventato una moda, come i capelli lunghi, come il fatto che ormai siamo tutti depilati, sono tutti depilati, non va più di moda avere un pelo nel corpo. È utile? Non è utile? Va bene, perché così è la moda, i ragazzi si piacciono così. Cosa parliamo di tatuaggi? Il tatuaggio è un ornamento, è sempre stato un ornamento, per i popoli primitivi era una cosa sacra, biblica, doveva avere un significato di qualche genere. Per noi sono ricordi, frasi, momenti della vita attualmente, oppure semplicemente il piacere di essere tatuati. Io ho chiesto spesso a molte persone, ma perché vi tatuate? C'è un motivo? Tanti tatuaggi, il corpo ricoperto? E mi rispondono, no, ci piace, è bello, mi ricorda qualche cosa. Posso io adesso dire che cosa penso dal punto di vista medico dei tatuaggi? Allora, prima di tutto bisogna farsi tatuare in posti, non esiste una scuola di tatuaggio. Non esiste, esistono dei piccoli corsi che fanno le varie regioni di pochi giorni, in cui ti spiegano un po' di igiene, ma fino a un certo punto. Poi non è che siano corsi particolarmente importanti. Ed è questo uno dei problemi. Un altro problema è i colori. I colori sono difficilissimi e nessuno di preciso sa esattamente che cosa contengono. Ci sono varie legislazioni, adesso se non mi sbaglio la legislazione sui colori è completamente cambiata, perché un po' alla volta si accorgono che delle sostanze che vengono immesse nel nostro corpo possono dare più o meno problemi. Le follicoliti sono importantissimi, però una cosa che a me resta, secondo me, importante è che questi colori vengono riassorbiti dal nostro corpo. Vengono riassorbiti e devono essere eliminati. Se facciamo una biopsia di un linfonodo, che sono quei piccoli organi che drenano la linfa del nostro corpo, li troviamo colorati a seconda dei colori. Questi organi sono di difesa, quindi certamente se ci difendono da questi colori che entrano nel nostro corpo avranno qualche difficoltà. Bene non fanno. Ecco, io non posso dire, certo, perché non è mio compito, ma bene non possono fare. Certo. Certamente se dobbiamo fare un linfonodo sentinella, esame che si fa per alcune patologie oncologiche, trovare un linfonodo colorato non è così facile più fare la diagnosi. Che cosa dire altro? Io dico sempre una cosa e ripeto, però è una mia opinione. Abbiamo tanto parlato delle sigarette che facevano male ai polmoni. Cosa faranno questi pigmenti nel nostro corpo nel tempo? Io non lo so, però direi che varrebbe la pena pensarci. E parlarne anche, dottoressa. E parlarne un poco, oltre a tutte quelle problematiche che già sappiamo, perché mettiamo dentro le infezioni, i virus, i germi che possiamo mettere dentro, però qui se poi si va in un posto molto da un tatuatore bravo, corretto, il tatuaggio non è sempre male, perché c'è anche il tatuaggio medico, quello che è essenziale per esempio per le areole mammarie delle donne che hanno perso il seno, quindi questo ha un grandissimo significato. Io non sto dicendo che il tatuaggio di per sé stesso sia una cosa, è che direi che dovrebbe essere fatto quando è necessario, oppure in piccola quantità. Io ho visto corpi coperti da tatuaggi, coperti, quindi ripeto, per questa è un'opinione mia. No. E non allora, posso... dottoressa, la dottoressa ha detto perché
L'ultimo momento Mirella mi ha invitato perché ho sentito questa esigenza dopo aver ricevuto dei messaggi, delle telefonate da persone che, specialmente da estetiste, che sono molto molto preoccupate di quello che vedono, di quello che sentono, e mi hanno detto: Mirella, parlane, perché è giusto anche capire, perché se non ne parliamo, ecco, non si saprà mai la verità, oppure quello che veramente fa bene o non può far bene. Come tutti gli eccessi, qualsiasi cosa fa male, però bisogna anche conoscere, ecco, questi genitori che si fidano: mamma mi faccio il tatuaggio, papà mi faccio il tatuaggio, è di moda, lo facciamo, però bisogna stare attenti. Dove si fa, esatto, con che colori si fanno e chi lo fa, e chi lo fa. La quantità di tatuaggio, per un tatuaggetto piccolino. Allora, saluto anche il dottore Enrico Busato, primario di ostetrica Canfoncello di Treviso. Buongiorno dottor Busato, che piacere, la vedo tutto in ghingheri per la sala operatoria, vero dottor Busato? La vedo proprio bene. Allora, cosa mi dice dottor Busato? Ecco, questo corpo che viene usato all'estremo, diventa un oggetto anche il corpo, anche nelle parti intime noi vediamo delle cose pazzesche, mi dicevano queste estetiste, nessun pelo, guai vedere un pelo. Ecco, lei dal suo punto di vista proprio medico, dottore, cosa dice? Perché veramente stiamo arrivando ad estremi anche su soggetti che stanno ancora crescendo, che devono ancora capire, cioè bisogna fare prevenzione anche su questo. Prego, dottor Busato. Sì, buongiorno a tutti, saluto anche la dottoressa Simonetto. Ha visto chi le ho messo vicino, ha visto, dottor Busato? Esatto. Mi riaggancio anche all'ultimo suo discorso per quanto riguarda l'aspetto dei tatuaggi. Ricordiamo che anche noi, per le mamme, no, che vengono a partorire e che vogliono fare una peridurale, diventa un problema se nella zona in cui viene fatta la peridurale, quindi a livello della colonna vertebrale, c'è la presenza di un tatuaggio, perché come diceva la dottoressa, nella manovra in cui l'ago entra dentro nello spazio per iniettare la sostanza che serve, l'anestetico, per far sì che poi le contrazioni vengano percepite meno dolorose, il passaggio di quell'ago attraverso la cute dove c'è un tatuaggio comporta anche un'introduzione a livello nello spazio di pigmenti per i quali non sappiamo quelli che possono essere gli effetti, e in alcuni casi, ecco, dove c'è tutta anche la schiena che è cosparsa di tatuaggi, in questo modo lì non è possibile effettuare anche la peridurale. Per quanto riguarda poi l'aspetto del corpo, ecco, oramai la depilazione definitiva ha preso diversi, quasi tutte le donne ce l'hanno, si fa anche il laser affinché non ci sia più la crescita, perché viene distrutto il bulbo pilifero, anche se sappiamo che con gli anni qualcosina potrebbe riprendere, quindi deve essere fatta. È un po', fa parte di quella che è, a mio avviso, la cultura attuale, dove c'è un'estrema ricerca di una bellezza che viene data da stereotipi che ci vengono anche trasmessi a livello della società. Anche gli uomini, perché noi parliamo di donne, ma ci sono anche gli uomini che sono completamente depilati, alcuni per esigenze anche sportive, penso ai ciclisti che lo fanno per proteggersi dalle cadute, se nel caso avessero tutte le gambe con i peli, ma ci sono molti, ed credo siano la maggior parte, che lo fanno a scopo di bellezza. Su questo aspetto, diciamo, da un punto di vista medico non è che ci siano problematiche particolari, perché per quanto riguarda anche l'aspetto del parto, anche per noi in parte va bene. Noi sapete che mentre un tempo, quando veniva fatta anche l'episiotomia, cioè il taglietto o la donna veniva a partorire, era prassi fare la depilazione nel caso non l'avessero fatta. Attualmente noi non la facciamo più, perché, come anche la dottoressa Simonetto diceva, bisogna stare attenti alle infezioni, le follicoliti che si creano, cioè l'infiammazione nella zona dove c'è il pelo che si crea anche magari con la depilazione fatta con un rasoio in maniera non ottimale, crea più danni che benefici.
Guardi, io sono veramente contenta di avervi ospiti questa mattina perché sono sempre più convinta che bisogna parlarne di più, fare più prevenzione anche su queste cose. Ecco, se lei non diceva, come veramente ha dato il spunto la dottoressa Simonetto, l'importanza di capire cos'è un tatuaggio, quando si deve fare, come si deve fare, il perché si deve fare, a casa sono convinta che non lo sapevano queste cose qua. Guardi, lo dico sinceramente, dottor Busato, e lo dico anche alla dottoressa Simonetto, che veramente sono molto contenta perché questa notizia devono arrivare, questi genitori, questi nonni, devono un po' alla volta far capire a questi ragazzini chi è che non ha avuto 12, 13, 15 anni e pensare di fare qualcosa perché vedi, perché quella è la moda, quella è l'immagine che io devo avere quando vado a scuola, quando mi incontro con gli amici, quando mi diverto, perché c'è un'esibizione. Io l'ho visto a Luna Park, che sono andata anche a intervistare questi ragazzini, è una roba incredibile, specialmente le ragazzine, anche loro, ma specialmente le ragazzine, non c'era una virgola fuori posto, capelli perfetti, sopracciglia perfette, una cosa estrema, proprio. Io dicevo, ma perché così belli a Luna Park dove potete sporcarvi, rovinarvi? Ma noi non saliamo mica in giostra, e cosa fate? Ci guardiamo. Capite che cioè, non è la giostra, è il Luna Park, incontrarsi, guardarsi, vedere chi è il più bello. Ma abbiamo Rinaldo da Venezia, vai Rinaldo. Mirella, e buongiorno ai tuoi ospiti. Ciao. Concordo con la dottoressa che il tatuaggio in una tribù tribale poteva andare bene perché aveva un significato. Ma adesso, se ti vuole essere bene, la mamma ti fa bene, ti puoi mettere per quanti tatuaggi che ti vuoi, se ti sei brutto, ti resti brutto. Il tatuaggio fa solo che male, perché la inchiostri, perché non vede pulizia, perché chi che te lo fa vuole avere toccato qualche cosa, ti inietta una malattia, l'inchiostro stesso. Ed è una cretinata. Una volta i tatuaggi, il geroncino lì, si faceva i carcerati, fighe della stagna era, perché non aveva niente da fare e sul quel tempo si facevano i tatuaggi. Ma non è una moda nostra, siamo dei occidentali, gli americani, gli inglesi hanno sempre voluto tatuaggi. Ma neanche cosa mi faccio un tatuaggio su Fideo e magari ti dai ricce che do bistecche o un naso lungo come Pinocchio. Accettite come che ti può stare il nome di tua mamma e tuo papà, ma piccolo, una roba superficiale. Ma chi può fare tatuaggi sulla schiena, sulle gambe? È vergognoso. Divertirsi in un'altra maniera, che nel campo i modi per divertirsi. Gli altri, siamo ignoranti, non abbiamo le possibilità, ma ci divertiamo meglio di voi altri, con niente, senza tante storie. Arriviamo a casa stanchi molti nel letto e al mattino ci alziamo volentieri anche per andare a scuola, che se già una bella roba che un puteo va a scuola volentieri. È tutta una roba che volevamo fare, ma cosa semplice era? Ti puoi fare quello che ti vuoi, 100.000 operazioni, per aderenza, per creme, questo, tanto ti muore lo stesso e ti butti via tutto, vivi la tua vita normale e fa del bene. Basta. Ciao Mirella e buongiorno ai tuoi ospiti. Grazie al nostro Rinaldo, lo andiamo proprio a Trieste a vedere cos'è successo il 12 di novembre di quest'anno, Kermesse tatuaggi, poi commentiamo. Il tatuaggio probabilmente è una delle più antiche forme di comunicazione del genere umano. Raccontava una tua collega giorni fa proprio di questo fatto, di queste ipotesi che viaggiano di pari passo con le pitture rupestri. C'era anche Franco Cecconi, uno dei re del tatuaggio fra i 150 espositori che hanno animato la Kermesse al centro congressi di Portovecchio. Un successo incondizionato a giudicare dal continuo andirivieni di persone, per la maggior parte fra i 20 e i 50 anni, che fra oggi e ieri hanno animato gli stand per farsi tatuare
o magari anche solo per curiosare in un mondo che forse i più non comprendono, ma che se visto da vicino rivela più e meglio di quanto si possa pensare. Per realizzare questo tatuaggio ci vogliono 2 giorni. Sì, 2 giorni interi. Siamo partite la mattina di ieri e via dritte fino a stasera per forza. Perché 2 giorni? È proprio la dimensione del tatuaggio, alla fine è un braccio intero che le prende dalla mano fino alla spalla. E tempistiche per forza di cose, una cosa fatta bene ci vuole tempo per farla. Deve avere anche molta pazienza. Sì, però si fa, più che altro sì, è la noia magari a far passare il tempo. Ma per esempio diciamo il modello, se fosse, non so se il termine è corretto, dove lo hai trovato? È di tua invenzione, lo disegni tu? C'è a disposizione una sorta di portfolio, chiamiamo così? No, ho fatto richiesta all'artista, in questo caso Eleonora, e le ho chiesto, in realtà le ho dato un po' carta libera perché volevo riempirmi e me l'ha disegnato lei da zero. Secondo Cecconi, alla luce del significato antropologico del tatuaggio, il ruolo del tatuatore non deve essere solo quello di chi esegue il tatuaggio. Il compito gravoso del tatuatore dovrebbe essere quello di interfacciare e intermediare questi bisogni, scendendo profondamente nel rapporto con il cliente, cosa che questo purtroppo ultimamente avviene poco. Vedo tatuatori con le cuffie che ascoltano la loro musica mentre tatuano. Capisco che uno si vuole astrarre un po' dall'ambiente esterno, ma questo ci priva di quel rapporto carnale con il cliente. È insomma un'assunzione notevole di responsabilità che però in ultima analisi non deve spegnere del tutto quel barlume di follia e creatività che consente ad una pratica più seria di quanto si possa pensare di aiutare le persone ad esprimersi. Io sono allibita, veramente, è una cosa da non credere. Bisogno, ma è proprio un bisogno, dottoressa Simonetto, o c'è qualcos'altro? È difficile criticare una cosa di questo genere qua, perché secondo loro è un bisogno psicologico. È una questione di educazione, è veramente una questione di educazione. I ragazzi una volta avevano i capelli lunghi, avevano certe abitudini, adesso una volta ci si esprimeva, ma io parlo di vecchia persona, ci si esprimeva parlando, scrivendo, trovandoci assieme, adesso è importante apparire e questa è una loro necessità. Sì, ma fa anche male almeno quello che si sente. Secondo me, dal punto di vista medico, bisogna, come ha detto anche il carissimo dottor Busato? Sì, il mio carissimo dottor Busato, volevo dire, perché gli voglio un gran bene e lo dico pubblicamente. Grazie. Per esempio, c'è una grande campagna per i nei melanomi. Il neo, i tatuatori dicono che stanno attorno ai nei, però il neo può nascere anche sotto il pigmento. E come fai a distinguere che cos'è o com'è sotto un pigmento rosso o nero, soprattutto nero, che ti impedisce qualsiasi cosa? Quindi essere coperti di tatuaggi è un rischio anche, secondo me, parlo sempre per me, secondo me anche per la salute, perché quando devo andare a controllare una persona, quando devo andare a controllare o fare una visita a una persona, devo fare una visita, una mappatura nei, che non mi piace neanche mappatura, ma è una visita completa cutanea per le patologie, e io se sono sotto il tatuaggio ho difficoltà. Per fortuna gran parte sono nei buoni, ringraziando la natura, ma se c'è qualcosa di... Non lo vedi? Ho più difficoltà. Abbiamo Maria da Bovolenta. Ciao Maria. Ciao Mirella e un buongiorno alla dottoressa e soprattutto al dottore. Che bella che ha quella barbetta il dottore, mi piace molto. Ecco, niente Mirella, volevo dirti che è un tema molto interessante stamattina. Io, gli uomini non mi piacciono tutti dipinti così, mi piacciono i quadri dipinti, ma non gli uomini così. E intanto si depilano tutto quanto. A me mi piace, mio marito era col pelo nello stomaco e tutto quanto. Mi piacciono gli uomini coi peli perché hanno la sua virilità, invece così sono crudi, proprio veramente crudi. Ecco, voglio dire anche al dottore
le depilazioni è quando è necessario, come ho avuto io, che 5 anni fa ho avuto un intervento di 6-7 ore, mi hanno operato l'addome dentro, mi hanno tirato via tutto. Ecco, e quindi il dottore mi ha detto: signora, deve depilare, faccia pure dottore, dopo cresce ancora. Ecco, non è che sia lì. Ecco, va bene Mirella, ti saluto, ti faccio tanti auguri di buon Natale al dottore e alla dottoressa, e che passate le bene le feste, che ne abbiamo bisogno. Ecco, va bene Mirella, tanti auguroni, sai cara. Grazie ciao Maria. cara, ciao. Allora, dottor Busato, quello che io tento di fare anche con questa trasmissione, infatti capite l'importanza, sono molto attenti a casa. Ecco, fasce di età sì, diverse. però sono attenti al tema. Ecco, è un tema che riguarda più i giovani naturalmente, però anche i meno giovani sono attenti, vogliono capire. E questo è fondamentale, perché a mio avviso, dottor Busato, c'è poca trasparenza sulla prevenzione. Ieri avevo il dottor veramente Cioffi, e con il quale proprio si discuteva dell'importanza di sapere anche cos'è un trapianto, come avviene il trapianto, perché le telefonate arrivano: ma cosa vuol dire un trapianto di midollo, hanno chiesto, come si fa? E lui ha spiegato in maniera anche molto, molto chiara l'importanza, ecco, di conoscere alle persone che hanno telefonato come avviene un trapianto anche di midollo e altro, perché non abbiamo questa informazione. Non è che tutti vanno su internet, si fanno il fai da te, hanno piacere di capire. La vostra presenza nella mia trasmissione, in altre trasmissioni, è fondamentale per fare prevenzione, perché quello che ha detto la dottoressa Simonetto questa mattina in merito ai tatuaggi, al melanoma, ai nei, quello che ha detto anche lei, dottor Busà, è fondamentale. La gente deve sapere. Perché non abbiamo così paura della sala operatoria? Perché sono entrate le telecamere, abbiamo visto cosa c'è oltre quella porta, cosa avviene, cosa si fa. Ecco che non passi più davanti alla sala operatoria col terrore che non volevi neanche passare davanti, una volta cambiavi veramente percorso. Cosa ne pensa? Ecco, la prevenzione anche nel suo campo, dottor Busato. So che anche con Petra De Zanet state facendo un lavoro enorme, che ringrazio tantissimo, oltre a Petra, tutti quanti, ma veramente queste donne che si mettono in prima linea, anche con la LILT, con tantissime associazioni, Amiche per la Pelle e altro, che poi ho anche ospiti, l'importanza di fare prevenzione. Prego, dottor Busato, è questo il tema di questa mattina. Sì, allora intanto contraccambio con affetto, ecco, quanto detto dalla dottoressa Simonetto, che per me è sempre rimasta un punto di riferimento anche non solo per l'amicizia ma anche per l'aspetto professionale, e che ha portato avanti, insieme abbiamo portato avanti molte campagne, anche il discorso dei NEI che diceva, no? Anche quello molto importante. Per quanto riguarda l'ambito nostro della prevenzione, è estremamente importante agire con l'informazione, soprattutto a mio avviso a livello delle scuole. Con la Petra, ecco, e anche con altre associazioni stiamo partendo con un progetto per informare i ragazzi anche sull'endometriosi, per esempio, che è una patologia che arreca danni, o meglio può arrecare danni importanti, ma non se ne parla, o se ne parla quando è troppo tardi perché ne viene a conoscenza. Ma sapere prevenire è la cosa fondamentale, è la cosa fondamentale anche per la patologia oncologica. Ricordiamo per esempio purtroppo quando c'è stata tutta la parte della vaccinazione anti-Covid, è crollata anche la vaccinazione verso il papillomavirus. Noi sappiamo che il papillomavirus è una patologia che questo virus causa il tumore della cervice. Sappiamo che il vaccino è l'unico vaccino che può dare una prevenzione verso il tumore. Non parliamo di una influenza o di altri aspetti, ma verso una patologia tumorale. Ed è per questo che anche qui dobbiamo spiegare alle persone qual è il significato, ecco, anche di vaccinarsi contro il papillomavirus, perché se non se ne parla tutto quanto viene lasciato al fai da te. Ma noi sappiamo anche cosa vuol dire andare ad informarsi in internet, vuol dire trovare così tante informazioni
e poi di non sicura provenienza, perché ognuno lì scrive quello che gli viene in mente e poi cogliamo quelle informazioni che più, secondo noi, possono essere attinenti anche al nostro essere, e quindi bisogna stare attenti anche su questo aspetto. Io dico sempre, il dottor Google non riesce a curare le patologie, può dare un aiuto, può aiutarti, ma non dobbiamo mai sostituire il dottor Google con un vero medico fisico, perché è anche quello che ha di fronte la persona e la possibilità di valutare quelli che sono i sintomi, quindi la patologia, e soprattutto anche dare delle informazioni che siano estremamente importanti. Ricordiamo non da ultimo la prevenzione mediante il PAP test o quello che si chiama HPV-DNA test, cioè la ricerca del virus, del DNA papillomavirus, cioè è presente o meno a livello. Molto chiaro, dottor Busato, e la ringrazio. Abbiamo Sandra da Padova, purtroppo devo correre perché il tempo è tiranno. Vai Sandra, devo andare anche in pubblicità, vai. Sì. Ciao Mirella e buongiorno agli ospiti. Allora, volevo fare i complimenti ai due ospiti intanto. Allora, io sono di una generazione, per la dermatologa, che i tatuaggi erano per persone poco serie, diciamo così, delinquenti. Io odio i tatuaggi. Io quando vedo queste ragazze con questi tatuaggi e vedo anche delle donne di 60-70 anni, mi fa impressione, perché il corpo, la pelle è il primo organo che abbiamo noi individui. Però dopo la libertà degli altri io non discuto, però è giusto informare i danni che possono arrecare, perché io ho visto delle ragazze che si sono pentite e adesso si fanno col laser per mandare via i tatuaggi. Al di là di questo volevo parlare anche con il ginecologo e complimenti per le spiegazioni che ha dato fino adesso. Io ringrazio il Padre Eterno che sono stata fortunata perché ho partorito nel giro di 10 minuti, ho avuto una doglia, ero piena di acqua e mi hanno dato un punto dentro e fuori. Io ho avuto un parto che, guardi, penso che siamo in poche, però sono stata fortunata. Forse la conformazione fisica, non lo so. Io però mi controllo sempre, PAP test, perché ho una età, il seno, e volevo anche chiederle una cosa. Io prendo degli integratori per la menopausa naturali, perché ho anche degli amici medici, farmacisti che mi danno anche, e devo dire che mi sento bene perché hanno la vitamina D, cioè tutte quelle cose che purtroppo con la menopausa vengono a mancare, sa anche lei è più esperto di me, però io mi sento bene e li prendo perché sono naturali, non è un farmaco, non è un farmaco. E devo dire che tante persone quando entrano in menopausa, cioè si sentono, non so, come fosse una disgrazia. Io credo che la menopausa sia una roba, io sono andata a 53 anni. Veloce e Sandra, devo dire, perché sennò non ce la faccio. in maniera normale. Non ho avuto qualche vampata, però bisogna curare, quando si aumenta di peso, io non sono aumentata, però bisogna curare l'alimentazione e muoversi. Grazie, invece purtroppo questa cosa blocca. Grazie Sandra. E buongiorno a tutti. Grazie Sandra, pubblicità. Buongiorno. Abbiamo in linea Giusy. Ciao Mirella, buongiorno ai tuoi ospiti. Buongiorno. Saluto la dottoressa Simonetto perché per 2 anni sono venuta lì con mio fratello, dottoressa. È stata una lunga storia. Volevo chiedere alla dottoressa e insomma saluto anche il dottore, certamente. Volevo chiedere cosa succede con questi tatuaggi coloranti, questi prodotti coloranti? Saranno anche innocui, però cosa potrebbe andare incontro la pelle
assorbendo tutti questi coloranti. Allora, La ringrazio, buongiorno. Allora, grazie Giuseppe. Prima di rispondere alla nostra Giusy rispondiamo a Sandra col dottor Busato, perché sennò non ce la facciamo. Allora, dottor Busato, in merito a quello che ha espresso Sandra da Padova, ecco, come vuole commentare, poi rispondiamo anche a Giusy, prego. Sì, io credo, Mirella, sai che dovremmo fare un'altra trasmissione per quanto riguarda l'aspetto della menopausa, perché la menopausa ha un insieme di fattori che non si risolve solo con una risposta. Quello che io le dico è estremamente importante, come fa Sandra, fare i suoi controlli, pap test, screening mammografico e le visite ginecologiche. Va benissimo la terapia che sta facendo con degli integratori, perché non a tutte le donne risulta necessaria una terapia ormonale sostitutiva, anche se sappiamo che in questi ultimi anni ha preso più importanza, perché abbiamo farmaci che hanno meno effetti collaterali, e quindi anche in questi casi non va demonizzata, ma può essere assunta. Dico solo un'altra piccola cosa riguardo i tatuaggi, ecco, che bisogna stare attenti anche quando si fa la risonanza magnetica, perché non sappiamo bene ancora quali sono gli effetti indotti dai pigmenti che vengono utilizzati per il tatuaggio, perché se presentano dei metalli e se una ha il corpo rivestito da tatuaggi, potrebbero provocare anche un riscaldamento durante l'esame, che può comportare anche la sospensione dell'esame stesso. Questo logicamente non in tutti i casi, ma dipende molto da cosa viene utilizzato. Grazie veramente dottor Busato per queste spiegazioni, guardate che sono fondamentali, a casa sono attentissimi, tanto è vero che abbiamo un'audience incredibile con questa trasmissione, perché veramente abbiamo delle persone che spiegano, ognuno nel proprio campo, ecco, le possibilità, quello che si può fare, che non si può fare, la prevenzione. Prego dottoressa Simonetto per quanto riguarda Giusy, allora, quei tatuaggi. Non mi ricordo più che cosa. Non mi ricordo più la domanda di Giusy. Sì. Allora, i pigmenti, esatto. E qui c'è tutta una polemica sui pigmenti, perché adesso ci sono nuove normative con pigmenti organici o non organici, quali fanno più male, come vengono riassorbiti. Sono delle sostanze che vengono messe nel derma, che è una parte della cute, una parte abbastanza profonda in cui sono presenti la maggior parte di vasi e di organi della cute. Questi vasi assorbono questi pigmenti perché sono delle cose estranee e il nostro corpo le deve eliminare. Quindi che cosa fanno? Vanno su tutto l'organismo. Che cosa fanno? Non sappiamo ancora ben precisamente che cosa fanno. Certamente tutte queste cose un poco alla volta si imparano, è per questo che vengono spesso cambiati. Però, come diceva il dottor Busato, alcuni contenevano dei metalli più o meno pesanti, adesso in parte li hanno eliminati, però non sappiamo neanche chi li costituisce questi pigmenti, perché ci vengono dalla Cina, e sono veramente una grande difficoltà anche dal punto di vista legislativo. Sentivo che ne parlavano proprio quelli che li costruiscono, li producono. Io sono per il giusto, quindi un tatuaggetto non dovrebbe dar problemi, anche se è stato visto che anche un solo tatuaggio può colorare i linfonodi. Pensate? Avete capito? Avere la pelle ricoperta da tatuaggi intanto non assorbono i raggi ultravioletti, perché non passano i raggi, ecco, diventano un filtro. Vengono riassorbiti, non riconosciamo alcune patologie, non sappiamo cosa succederà nel tempo, e poi la gente li fa adesso, è una cosa che mi mette sempre perplessa, li fanno a 18 anni, 16, 15 e a 50 saranno contenti di quello che hanno. È una domanda che io mi faccio. Io le cose che ho fatto a 20 anni non le rifarei adesso, ma quelle non si possono più togliere. È vero che ci sono, dottoressa, ma poi me lo tolgo eventualmente. No, ci sono dei laser oggi particolari che possono togliere i tatuaggi, però li distruggono, quindi li mandano ancora più in circolo.
Si possono togliere i tatuaggi scuri, però molte sedute, molto costoso, se sono piccoli. Perché dolorose anche? Sì, abbastanza, insomma, è sempre un laser. Se sono molto vasti è impossibile farlo e non si possono togliere quelli colorati. È una scelta, secondo me uno dovrebbe, quando li fa, pensarci, tra 30 anni sarò contenta, a 50 anni, a 60 anni, quando la pelle mi cadrà di vedermi tutta... Livio da Padova, vai Livio! Niente, è caduta la linea, vediamo poi se riusciamo a riprenderla. Allora, dottor Busato, adesso le faccio vedere un archivio storico degli anni 70, reparto ostetricia proprio dell'ospedale di Treviso, del suo reparto. Andiamo a vedere cosa il regista ha trovato e così poi lo commentiamo col dottor Busato. Questo reparto, ecco, scorrono le immagini intanto che abbiamo trovato nell'archivio, pensate, ecco, sono cose storiche di questo reparto dell'ostetricia, ma non sono proprio tanto in là con gli anni, parlo del 2019, il 28 gennaio del 2019, che abbiamo fatto vedere questo servizio per un archivio storico degli anni 70. Ecco, cosa è cambiato? La tecnologia, specialmente, questa enorme ricerca che in pochi anni ha fatto veramente delle cose incredibili. Ecco, cosa ci può dire, dottor Busato? Prego. Questi bambini ce n'erano tanti negli anni 70 e com'è adesso al giorno d'oggi, dottor Busato? Era preoccupato quando è venuto in trasmissione, mi sa che le cose sono cambiate, aveva molta fiducia con questa pandemia, che magari stessero più a letto, facessero qualcosa di bello, di carino, invece disastro totale anche là. Prego, dottor Busato. Sì, è vero Mirella, questo aspetto io pensavo quando ci eravamo sentiti nel periodo Covid lì che ci fosse una ripresa, ecco, delle nascite, cosa invece che persiste, ecco, con questo calo, ecco, tuttora persiste e continuerà ad essere ancora presente se non cambia qualcosa, non solo a livello politico ma anche a livello della mentalità delle persone stesse, perché sicuramente c'è stato un cambio da quell'epoca lì in cui vediamo le immagini. Devo dire che c'è stato un cambiamento anche molto positivo nell'approccio al parto stesso. Quei tempi era molto più medicalizzato rispetto a quanto lo è adesso. C'è stata anche una presa, ecco, in carico da parte delle ostetriche della donna, ecco, che ha un basso rischio ostetrico, cioè non ha una patologia particolare e quindi viene presa e seguita dalla ostetrica nel travaglio e parto stesso. Lasciamo molto più libera, ecco, rispetto allora le posizioni nell'ambito del travaglio, lasciamo che sia la donna a scegliere la posizione che più le è ottimale, perché è lei che è quella che sente maggiormente, ecco, e sa qual è anche la posizione che è più favorevole per il suo travaglio. Quindi abbiamo un po' più messo al centro la donna nel travaglio e nel parto rispetto a quei tempi dove era sì sempre al centro, però era molto medicalizzata, ferma a letto, ecco, anche quei letti lì, no, che si vedono, fortunatamente non ce li abbiamo più. Quella stanza del parto dove era, ecco, adesso è diversa, tra l'altro questa dove sono io, dove stiamo facendo la trasmissione, dove sono qui al mio studio, dove qui c'era la sala parto dove sono nati migliaia, ecco, di bambini. Credo che questo riappropriarsi da parte della donna del travaglio e parto abbia permesso anche un'umanizzazione del parto stesso e soprattutto anche una presa di coscienza che è sempre la donna al centro di questo e noi cerchiamo di assecondare questo aspetto anche con il cesareo. Ecco, quando è possibile noi facciamo il cesareo dolce, cioè facciamo sì che
sia presente il papà all'interno, lasciamo il bambino, se non ci sono problemi, già con la mamma, mentre noi stiamo facendo la parte terminale, ecco, del cesareo, perché la donna nel 99% dei casi è sempre sveglia, perché facciamo anche per il cesareo una peridurale, cosa che un tempo i cesarei venivano fatti quasi tutti da addormentata, ecco, la donna. Quindi anche questo aspetto è un'evoluzione, ma soprattutto c'è stata un'evoluzione anche nell'ambito della patologia neonatale, quindi anche i bambini che nascono prematuri hanno più possibilità di cure e anche più possibilità di avere poi un futuro, ecco, migliore per loro stessi, e anche le cure che noi riusciamo a dare alle mamme che entrano o hanno sintomi di un travaglio pretermine. Allora, mi ha fatto piacere Busato, però rivedere domanda queste che volevo immagini. farle prima di lasciarla, perché purtroppo sono già anche in chiusura, è l'aborto. Ecco, io ricevo molte telefonate, i favorevoli, i contrari. Io ho sempre spiegato che non è così facile sempre decidere di abortire. Sono scelte quasi sempre dolorosissime, che hanno alle spalle veramente un vissuto terribile a volte. Non è che la donna si diverta ad abortire, perché sta passando questo messaggio, la prego veramente di chiarire che quasi quasi chi se ne frega del figlio, abortisco e basta. Non è così, no, per carità ci sarà anche qualche caso, ma la maggioranza è un rovescio della medaglia che è terribile. Prego, dottor Busato. Sì, io credo che innanzitutto c'è una normativa che noi dobbiamo rispettare, prima cosa, e quindi dobbiamo anche noi come medici e come personale cercare di attuare questa normativa. Non è che possiamo tirarci indietro in tutti i reparti, ma oltretutto, giustamente Mirella, come dicevi, le donne, ci sarà una parte, ecco, che decide di abortire così con estrema facilità, ma molte, e questo lo dico perché insomma io ne vengo a contatto tutti i giorni, fanno una scelta che non è semplice, è una scelta difficile, che va anche rispettata. È logico, noi offriremo tutte le possibilità che abbiamo, tutti i mezzi per cercare di dare un aiuto, ecco, qualora lo richiedano, anche per il bambino, perché molte magari hanno paura del futuro, non hanno possibilità economiche. Abbiamo delle associazioni con cui siamo in contatto che si rendono anche disponibili ad aiutare queste donne. Ma alla fine io credo che sia estremamente importante cercare di essere presenti anche con queste donne, pur sapendo, ecco, che la loro scelta non è una scelta, però dobbiamo tenerlo presente, una scelta così semplice, ecco, che fanno. Che numeri ci sono, dottor Busato, proprio in merito agli aborti? Sono aumentati, sono diminuiti? No. Sì, c'è stato un calo negli anni dell'abortività, anche perché abbiamo tutte quelle metodiche per le quali, ecco, si può evitare di arrivare all'aborto. C'è anche le strutture consultoriali che stanno facendo un'ottima campagna, ecco, di prevenzione. Noi cerchiamo, adesso partirà un progetto, ecco, con cui daremo la possibilità alle donne che abortiscono anche di inserire immediatamente subito un dispositivo anche anticoncezionale, in maniera tale che aiutiamo anche ad evitare ulteriori aborti. Comunque negli anni il numero di aborti va progressivamente diminuendo. Questa è una bella notizia, veramente importante. Allora, dottoressa, sì, prego, dottoressa Simonetto, come commenta? Facciamo anche meno figli, però c'erano tutti gli anticoncezionali, c'è un'educazione completamente diversa da 50 anni fa, adesso nei giovani. A 14 anni ho ragazze che prendono regolarmente la pillola, lo sai anche tu, e quindi, ecco, io volevo chiederti una cosa, tanti anni di pillola, da 14 anni a 40, che cosa dice dal punto di vista del ginecologo? Ma sai, diciamo che la pillola ha anche un'azione, abbiamo visto, protettiva verso alcune patologie tumorali, per esempio sul tumore dell'ovaio e sul tumore anche dell'endometrio, particolarmente su quello dell'ovaio. Si è visto che chi ha fatto utilizzo tanti anni di pillola
ha un fattore protettivo, perché l'ovaio viene messo diciamo in pausa, no? Perché la pillola blocca l'ovulazione, e questo fa sì che ci sia anche una minore produzione di ovociti, dove sembrerebbe che questa pausa che fa abbia un effetto protettivo. Non serve fare le pause come qualcuno alle volte fa, sospende la pillola per 1, 2, 3 mesi perché dice così riparto, ed è come ripartissi da zero. Non ha nessun significato, ecco, questa pausa che viene fatta è solo a livello psicologico, perché la pillola esplica il suo effetto. Dobbiamo anche dire che è sempre un farmaco, quindi come tale va prescritto dal medico dopo un'attenta valutazione anamnestica, cioè indagare anche sui familiari, i fattori, perché tutti pensano a mammella, il rischio di tumore, ma in realtà noi sappiamo che il rischio un po' più temibile è la trombosi, ed è logico che quindi anche in questi casi bisogna adeguare il tipo di pillola alla paziente che hai di fronte, cioè capire qual è la sua storia familiare e quindi dare anche la pillola giusta. L'utilizzo in tanti anni abbiamo visto che non dà particolari problematiche anche successivamente, né per quanto riguarda la ricerca di un'eventuale gravidanza, perché sappiamo che interrompe la pillola e già il mese successivo può cercare la gravidanza stessa. Allora andiamo a sentire adesso a Padova una testimonianza melanoma e la commentiamo con la dottoressa Simonetto. La scoperta più brutta contemporaneamente alla notizia più bella che una donna possa ricevere. È accaduto ad una padovana a cui qualche anno fa è stato diagnosticato un melanoma e poco dopo si è accorta di essere incinta. Oggi Teresa, 42 anni, è guarita ed è una mamma felice, anche se la sua gravidanza è stata segnata da un tragico fuori programma. La sua storia però deve essere raccontata come monito ai tanti che in questa stagione si abbronzano senza precauzione. La vicenda di Teresa infatti è stata resa nota dall'USL 6 Ugane, di cui la donna è paziente, per sottolineare i rischi dell'esposizione al sole senza adeguata protezione. Da ragazza Teresa era una fanatica della bronzatura, si esponeva al sole senza protezione anche nelle ore più calde e faceva numerose lampade. Poi, su consiglio di un'amica a 40 anni, si sottopone ad un controllo della pelle e ad una mappatura dei nei. È al terzo mese di gravidanza quando le viene tolto un neo sospetto sul fianco destro, che dall'esame istologico risulta essere un melanoma. L'intervento in anestesia locale viene completato, mentre lo stato di salute del feto viene controllato da una ginecologa nei mesi successivi. Teresa poi è stata seguita dall'Istituto Oncologico Veneto. È nata Diletta, una bimba che ora ha 2 anni e fa compagnia ad un fratellino di 9 anni. Il suo messaggio è chiaro: prevenzione e tenersi sempre sotto controllo, anche quando non si hanno sintomi. Ma soprattutto oggi Teresa ha imparato che bisogna andare cauti col sole. Ne ho preso tantissimo senza protezione quando ero ragazza, ho fatto innumerevoli lampade e ho la carnagione scura. Dicono che le pelli scure sono meno soggette a malattia e invece no, aggiunge. La mia storia lo dimostra, per fortuna mi è andata bene, conclude Teresa. Tutto per lei questo servizio, dottoressa Simonetto, come commentiamo? Allora, la prevenzione per il melanoma è importantissimo, quindi soprattutto non è vero che è vero che le persone con la pelle più scura sono meno a rischio perché sono più protette, ma sappiamo anche che il sole è un fattore a rischio per la pelle e tante lampade e tanto sole, anche se la pelle è scura, questa non riesce a difendersi più di tanto. C'è anche una genetica, per cui sarà importantissimo per i figli della signora farsi controllare con una certa regolarità, e anche la bambina. È stata fortunata averlo scoperto, perché come tutte le situazioni in gravidanza anche il melanoma è più rapido, perché le cellule comunque dopo che è stato tolto e dopo i controlli la signora ormai deve farsi controllare per ancora degli anni, ma può dire che ha fatto quello che doveva fare. Il sole, noi sappiamo che una delle cose, oltre alla genetica, una delle cose importanti è proprio l'esposizione solare. E perché lo sappiamo? Perché ci accorgiamo, ci siamo sempre accorti che le persone bianche, di pelle bianca, tipo gli irlandesi, gli inglesi, che andavano in zone come in Australia molto assolate,
erano quelli che avevano maggior quantità di melanomi. Perché? Perché la cute chiara non ha la melanina sufficiente per difendersi. Perché la cute chiara è più pericolosa? Proprio per quello, perché le persone di pelle chiara molto spesso, poi soprattutto i rossi, hanno una melanina, che è il pigmento che ci difende, quello che ci permette di diventare scuri e ci difende dai raggi solari, che molte volte, soprattutto nei rossi, non è nera, è rossa. E quindi ci difende meno. È per questo che alcune persone dicono ma io non mi abbronzo mai, e più chiare sono, più stanno al sole per abbronzarsi, ma non si abbronzeranno mai. Come la perché... Mirella, che ho sempre il collo bianco, anche se sto 100 ore al sole, collo bianco. Ma perché non abbiamo sufficiente melanina per difenderci. Difatti noi dividiamo la cute in varie chiaro, scuro, a seconda fototipo 1, 2, 3, 4, da quello albino che non può stare al sole, a quello che appena prende un po' di sole si scotta, a quello che si abbronza. L'albino proprio niente sole. No, cioè non ha assolutamente Sentite? melanina. Quante cose abbiamo imparato questa mattina? Da quello che si scotta un pochetto ma riparato, fino al nero. Colore nero? Non dica senza volere, perché le razze alle persone di colore scuro, di colore nero, che si scottano meno di tutti. Si scottano meno di tutti, però sappiamo che anche loro, pur essendo così riparati, se non stanno continuamente al sole diventano un po' più chiari, se prendono sole, si scottano anche loro in maniera minore, ma la pelle è sempre delicata, diciamo. Nelle persone di pelle scura i melanomi però esistono sulle piante dei piedi, dove sono più chiari, per cui è vero che la pelle più scura è, più è riparata dal melanoma, non è esente da melanoma. Sei tutto scuro, allora io ti frego sotto il piede dove sei chiaro. Non è esente da melanoma, neanche capito? quello nero, ecco. Quindi una persona che ha pur la pelle scura è più tranquilla, però non è esente da melanoma, può averlo benissimo. Allora ringraziamo tantissimo la dottoressa Diva Simonetto e anche il dottor Enrico Busato. Anzi, dottor Busato, vedo che ha un presepio dietro di lei, la invito a venire a vedere, magari assieme anche alla dottoressa Simonetto, così vi incontrate. Il presepio che sarà inaugurato il 18 di dicembre, ma poi voi potete venire nei fine settimana a Villa Margherita Inclusiva, un presepio fatto da un preseparo di 8 metri dedicato a Giulia Cecchettin. Ecco, è un presepio bellissimo, vi invito di venirlo a vedere, perché Guido Cortese ha realizzato qualcosa unica, penso che sia uno dei presepi, l'unico presepio di questa grandezza, proprio per ricordare soprattutto i femminicidi. Queste ragazze, in particolare Giulia Cecchettin, sono stata autorizzata dal papagino, che ringrazio, è stato molto contento per i valori. Dobbiamo riscoprire i valori, e anche con l'informazione si riscoprono i valori del corpo, il valore, ecco, della prevenzione. Ecco, questo io cerco di fare. Come ci saluta, dottor Busato? E la ringrazio. La ringrazio per l'invito, ecco, verrò, ecco, magari mi metterò d'accordo con la dottoressa Simonetta, perché credo sia estremamente importante la prevenzione anche in quest'ambito di femminicidi, è una cosa fondamentale, perché non può esserci che nel 2023, prossimo 2024, ci siano ancora così tanti casi di morte e soprattutto di violenze che tra l'altro sappiamo anche quelle che conosciamo, ma le altre non sappiamo, ecco, perché non vengono nemmeno dichiarate dalle persone stesse. Quindi io credo che bisogna che anche noi sanitari in primis, ecco, perché veniamo a contatto, dobbiamo essere in prima fila. Per cui io vi ringrazio per l'invito, ti ringrazio per il lavoro che stai facendo, anche e soprattutto di dare la possibilità a noi, ecco, di parlare, di dare dei messaggi, ecco, positivi di prevenzione a tutte le persone che ci ascoltano, e auguro a voi e a tutti quanti anche un buon Natale e alle famiglie, ecco, compreso. Grazie, dottor Busato, l'aspetto per i progetti, sa che le porte sono aperte, quando è pronto lei venga pure, perché è importante conoscere anche questi progetti, sono fondamentali per la nostra salute. Grazie dottor Busato. Dottoressa Simonetto, come ci saluta? Invito anche lei naturalmente. Grazie. Io verrò certamente, perché come ha detto il dottor Busato è importantissimo parlarne in maniera corretta di tutto questo che sta succedendo, ma sarebbe anche importante
parlare ai giovani, incominciare ad educare i giovani, in modo che non emulino tutte queste cose qua, perché sappiamo che l'emulazione è una cosa distruttiva. Quindi è un discorso che deve cominciare secondo me dalle famiglie, non solo dalla scuola. Io mi auguro che questo possa essere e che questo Natale, questo anno nuovo ci porti ad essere non come una volta, perché è importante cambiare, è cambiata la società e quindi è essenziale cambiare, siamo diversi, ma imparare a capirci un po' meglio, ad essere più insieme. Io sono una cattolica, quindi a trovarci anche in maniera amorevole con gli altri. Più affettiva, anche il contatto umano. Grazie anche alla dottoressa Diva Simonetto, dermatologa, pubblicità. Subito due graditissimi ospiti. Abbiamo in presenza Alberto Ciamini, consigliere comunale a Treviso, Fratelli d'Italia, manager, ma è soprattutto giovane. Parleremo di giovani, di lavoro, parleremo ancora di salute col dottor Vincenzo Cordiano, presidente ISDE Vicenza Medici per l'Ambiente. Grazie anche a lei, dottor Cordiano, di essere qui, perché vogliamo capire, visto che c'è questa notizia dell'ultimo periodo, che queste sostanze, i famosi PFAS, sono cancerogeni. Ecco, questo è un dato di fatto, si sapeva, era nell'aria, ma adesso abbiamo la certezza. Ecco, abbiamo parlato di tantissime cose, continuiamo a parlare della salute, che non riguarda solo l'Italia, ma riguarda il mondo ormai, perché questi PFAS sono dappertutto. Com'è la situazione allora, dottor Cordiano? E ancora grazie. Sì, buongiorno a voi, grazie per l'invito. Dunque, sì, dall'ultima volta che ci siamo sentiti ci sono due fatti nuovi molto importanti. La prima è quella a cui accennava lei, che il 30 novembre l'Agenzia Internazionale per la Ricerca sul Cancro, che la sigla è IARC, che ha sede a Lione, ha classificato come sicuramente cancerogeno per l'uomo una di queste molecole, il PFOA o acido perfluoroaltanoico, che è quella che è più nota, probabilmente insieme più studiata, e ha classificato per la prima volta l'altra molecola, il PFOS, l'acido perfluorotansulfonico, come possibilmente cancerogeno per l'uomo. Che differenza c'è? C'è che la prima è in classe 1 e quindi è sicuramente cancerogeno per l'uomo, non c'è dubbio, mentre in alcuni studi in precedenza si dubitava del fatto che questo fosse sicuramente cancerogeno, si parlava di possibile, di probabile, eccetera. E questo cambia tutto, perché questo significa che è una molecola che non deve esserci nell'ambiente, non deve esserci nell'acqua, non deve esserci negli alimenti, nell'aria, e soprattutto non dovrebbe esserci nel nostro sangue, perché lo ricordo, oggi queste molecole ce le abbiamo tutti nel sangue, non soltanto quelle che vivono nelle zone contaminate, ma anche la popolazione generale, quella che abita a migliaia di chilometri dalle zone industrializzate, perché sono stati usati in una miriade di prodotti che noi usiamo quotidianamente nelle nostre case, nelle nostre cucine, nelle nostre auto, ed essendo indistruttibili proprio, tanto è vero che in America le chiamano le molecole eterne, la chimica per sempre, rimarranno per sempre appunto nell'ambiente, almeno per quanto lo sappiamo. Grazie veramente, dottor Cordiano, per questa esposizione. Ecco, poi ne continueremo a parlare. Adesso saluto anche Alberto Ciamini, consigliere comunale, Fratelli d'Italia Treviso, soprattutto per capire, ecco, voi giovani politici, perché delle volte io mi chiedo, Ciamini, do del tuo a Ciamini perché è una persona molto cara, specialmente a Mirella e al Banco Solidale, perché è forse l'unico, uno dei pochissimi come politici che si ricorda di questo importante banco all'interno della provincia, l'unico in Italia, pensate, ad essere all'interno di un ente pubblico, che si ricorda di noi, del bisogno che abbiamo di sfamare tante persone
tante famiglie che mai avremmo pensato di vedere i banchi alimentari. Ecco, sono nostre, non sono nostre, sono famiglie del territorio, del nostro territorio, ci sono bambini, ci sono anziani, perciò io ringrazio veramente Alberto Ciamini per questa sensibilità che avrei sperato di trovare anche in altre realtà, ma forse il business vale di più di quella che è invece la sofferenza, la disperazione che hanno certe famiglie che non hanno un centesimo in tasca. Ma soprattutto cosa ne pensa da giovane politico di quello che ha detto il dottor Cordiano? Adesso ci sono dei dati, qua non si può scappare, non ci possono essere, l'aria va assolutamente pulita, il governo deve sapere, deve dare delle indicazioni. Prego. Intanto buongiorno a tutti. Sicuramente le parole del dottore devono fare riflettere assolutamente tutti. E, comunque volevo cogliere l'occasione anche per, visto che si parla di ambiente, di dire comunque che 3 mesi fa Treviso ha vinto la città verde d'Europa, che tra 2 anni ci sarà la manifestazione nel 2025, dunque Treviso e l'amministrazione, la prima amministrazione ha fatto sicuramente buonissime cose anche per l'ambiente, per l'ecosistema, tutte queste cose qui, insomma, dunque è da fare, le parole del dottore sono sicuramente bisogna prenderne atto e metterle comunque anche in pratica. Abbiamo Lino da Mantova, poi continuiamo, vai Lino. Buongiorno signora Mirella, buongiorno ai suoi ospiti, grazie dello spazio. Volevo dire sia il dottore che questo signore, perché non parlava? Io avevo un'attività grande città, per farla breve, vendevo i prodotti ancora biologici 40 anni fa che mi ridevano dietro, ma bisogna usare meno pesticidi. Qui ci sono campagne amiche, mi dispiace nominarle, non hanno gente che ha i prodotti biologici, non è tutto, però i pesticidi signora, io ho 28 piante a casa mia e c'ho un coro che mi ha detto una persona esperta di prodotti biologici e non spendo niente, è tutto biologico. Dopo non è tutto perché c'è l'acqua dal cielo, ci sono altre cose, però i prodotti biologici hanno meno concimi velenosi che gli altri. E anche il dottore lo dico, la ringrazio, mi scusi dottore. Grazie Lino, salutiamo anche Mantova, chiamate dappertutto, mi fa molto piacere. Allora Ciamini, ecco, come commentiamo anche questa telefonata, i pesticidi se ne parla poco, ma soprattutto i giovani sono molto attenti, sono loro che manifestano per l'ambiente, sono loro che ci mettono la faccia, magari anche coazioni sbagliate, però qualcosa deve pur cambiare, non si può far finta di niente, prego. Assolutamente, comunque guarda, ho un fratello che comunque lavora in un supermercato biologico, dunque io mangio solo biologico, ok, dunque sto attento anche molto all'alimentazione e per quanto riguarda i pesticidi sicuramente bisogna diminuire in un modo consistente sicuramente. Ma secondo te, Alberto Ciamini, la politica ascolta queste, sono medici, sono addetti ai lavori che fanno questo, ma io delle volte mi chiedo, ma hanno famiglia a casa, hanno figli, nipoti, possibile che abbiamo ancora questi siti che non sono ancora in sicurezza, nonostante le battaglie che hanno fatto le mamme no PFAS, i medici per l'ambiente, abbiamo ancora questi siti che non sono in sicurezza e poi si sentono che si spendono soldi magari per cose che non sono utili, non è quello che vuole l'italiano vuole servizi alla persona, vuole sicurezza, un ambiente pulito, o sbaglio? No, non sbaglio assolutamente, sicuramente è un tema da approfondire a livello regionale e nazionale, io penso che sarà comunque un tema che riparlerà nei prossimi anni assolutamente, anche perché ci vuole una svolta, non si può andare avanti in questo modo, sinceramente. Sentiamo come commenta il dottor Cordiano sia la telefonata di Lino da Mantova, di quello che ha detto anche Alberto Ciamini. Ecco, bisogna intervenire, non possiamo più far finta di niente. Penso che sia un bel messaggio che viene da un giovane di Fratelli d'Italia. Il futuro è nelle loro mani e perciò devono veramente correre. Prego, dottore. Sì, il problema è che non abbiamo più tempo. Ormai il tempo è finito, i buoi sono scappati dalla stalla, con lo stesso, nell'esempio del PFOA che facevo prima, si sapeva da anni, ormai queste sostanze, almeno in Europa, negli Stati Uniti, in Giappone, non vengono più prodotte, ma vengono prodotte in Cina, nei paesi cosiddetti in via di sviluppo. Abbiamo mandato nelle loro terre l'inquinamento che prima producevamo noi.
Però ormai, ripeto, queste sostanze sono indistruttibili, rimarranno nell'ambiente per sempre e continueranno a fare danni. E ce lo dimostra anche il secondo dato nuovo che dicevo, a cui accennavo prima, lo studio che è stato presentato recentemente, proprio l'11 dicembre, mi pare, nel processo in corso a Vicenza per la Miteni. È uno studio presentato dal professor Biggeri dell'Università di Padova, come dimostra che in quell'area rossa, nelle zone contaminate, c'è stato nell'arco di 30 anni, a partire dal 1985 fino al 2018, un eccesso di 4.000 morti che si potevano essere evitati se non ci fosse stato l'inquinamento. Ed è uno studio tragico questo, perché dimostra con dati inoppugnabili, quindi fatto da uno studio di un accademico dell'Università di Padova, che i danni sono a carico delle generazioni più nuove, più giovani, di quelli nati a partire dal 1975-80, che hanno cominciato a bersi l'acqua delle zone contaminate fin quando erano nella pancia della mamma e rimarranno esposti per tutta la vita. E questo c'è un tragico caso, e addirittura quello che mi è più sorpreso è che noi medici per l'ambiente avevamo fatto uno studio simile, però si fermava al 2011 e noi avevamo dimostrato che dal 1980 al 2011 c'era un eccesso di 1.400 morti. Quindi questo studio simile, più approfondito, più preciso, fatto con dati che loro avevano a disposizione e noi no, dimostra che appunto c'è adesso in corso questo eccesso di mortalità, questi danni stanno venendo adesso, non c'è più tempo, bisogna intervenire e noi stiamo qua galleggiando a parlare di sviluppi, di continuare a produrre pesticidi, di continuare a produrre vino. Il Veneto sta diventando un vigneto, un enorme vigneto, anche in provincia di Vicenza si disboscano colline per far posto a vigneti per produrre alcolici che dimostrano sono ancora, anche questo è un cancerogeno di classe prima analogo al PFOA. Noi abbiamo fatto casini infernali per l'inquinamento da PFOA, però tacciamo e non ci dimentichiamo di dire che anche l'alcol è stato dichiarato come cancerogeno peggio del PFOA, perché è implicato in almeno 13-14 tipi diversi. Dottore Accordiano, ci dice anche come è andato quel test sui giovani che avete fatto sui diciottenni? Mi sente, dottor Accordiano? Sì, però io vorrei rispondere, se mi permette, a Lino, la domanda che faceva sui pesticidi. Lino da Mantova. Lino da Mantova. Ricordo che anche i PFAS alcuni sono pesticidi essi stessi, anche quelli che noi sono PFAS, classificabili come PFAS, quelli insetticidi che usiamo contro le zanzare, per esempio. Però vengono usati come coformulanti nei pesticidi che vengono sparsi a quintali, a tonnellate, perché fanno funzionare meglio questi pesticidi. Ed è vero, probabilmente prima si parlava di agricoltura biologica, si può fare a meno di questi pesticidi. La superficie coltivata a biologico aumenta sempre di più, in Italia siamo al primo posto, come in Europa, come per quanto riguarda percentualmente, non perché rispetto al territorio che noi utilizziamo, siamo al primo posto come produzione biologica, e questa è la vera salvaguardia della caratteristica italiana. Alberto, ascolta il dottor Accordiano. Dottore, per quanto riguarda questo test devo correre, se no non ce la facciamo, che avete fatto sui ragazzi dei diciotenni. Ecco, com'è andato? Avete qualche numero, qualche notizia? Questa purtroppo non ho buone notizie da darvi, perché rilacciandomi anche alla trasmissione precedente dove c'erano i colleghi ginecologi, ripeto, noi stiamo facendo, forse qualcuno degli spettatori lo sa, stiamo conducendo uno studio su 1.000, abbiamo arruolato, cioè volontariamente hanno partecipato 1.050 giovani maschi della zona rossa di età compresa fra 18 e 35 anni. Per farla breve, questi sono state sottoposte a visite mediche approfondite, ecografie testicolari, esami sul sangue, sullo sperma. E purtroppo quello che stiamo vedendo ci conferma, ci induce ad essere ottimisti. Non mi permette di essere ottimista, anche se vorrei esserlo, in quanto il 30%, il 32% di questi ragazzi ha almeno un'alterazione dello sperma. Una delle 4 che vengono valutate secondo i criteri stabiliti dall'Organizzazione Mondiale della Sanità
che vengono usati normalmente per stabilire la qualità dello sperma e quindi la possibilità, la probabilità che un maschio possa essere fertile. Bene, queste anomalie tutte e 4 si riscontrano, diciamo per fortuna, se vogliamo essere ottimisti, in una minima parte, meno dell'1% di quelle che hanno partecipato. Però, ripeto, tanti hanno più anomalie e sono molto a rischio di non poter avere figli o di averli con difficoltà, con ritardo, insomma, con tutti questi problemi. La ringrazio, dottor Cordiano, di aver detto anche queste cose, perché noi siamo molto attenti, specialmente la mia trasmissione, ma tutta Media Nord-Est, sono temi che riguardano un po' tutti. Alberto, ecco, io ti prego di dare voce a quello che avevi sentito dal dottor Cordiano, perché sono medici per l'ambiente, di sicuro non lo fanno per visibilità, ma per far capire che bisogna intervenire assolutamente. Allora, come commenti queste parole tu da nuovo politico, giovane politico? Abbiamo una premier donna che è alla guida di questa Italia un po' sgangherata, come dice, e ammalata purtroppo. Ecco, come commenti le parole del dottor Cordiano, che ti prego di conoscere, eventualmente video i dati, così ve li scambiate, i numeri, prego. Certo, intanto ringrazio il dottor Cordiano per questi dati, sono dati sicuramente che devono fare riflettere comunque tutti quanti. Soprattutto sono rimasto un po' sorpreso dello studio che ha fatto sulla generazione dei diciottenni, questi diciottenni, e sono dati che fino ad adesso non avevo mai sentito e sono dati che comunque creano un po' di preoccupazione sicuramente per il futuro anche delle persone, del benessere. Sicuramente è un tema da approfondire nelle scuole sicuramente, ma anche nelle istituzioni, perché non se ne va a parlare tantissimo e sarebbe interessante portarlo soprattutto, secondo me, nelle scuole assolutamente. Perché è giusto, anche perché i giovani sono molto attenti all'ambiente, come dicevo prima, sono quelli che manifestano di più, vediamo loro che manifestano per l'ambiente, ma riguarda tutti noi. Certo. La salute, ecco, la salute pubblica va al primo posto, a mio avviso, però va al primo posto anche la notizia che adesso c'è questo terzo, io ho detto ieri mattina che quarto mandato per qualcuno, noi il terzo, la storia è storia, i numeri sono numeri. Andiamo a sentire cosa ha detto Giordani, terzo mandato, Zaia, e poi sentiamo Alberto Ciammini cosa dice sul terzo o quarto mandato, quinto o sesto, non capiamo più niente. Andiamo a sentire. Succede, non spesso nella vita, che l'aiuto arrivi da chi non te lo aspetti. In questo caso parliamo di Luca Zaia e di un possibile terzo mandato. Sentite cosa risponde il primo cittadino di Padova, Sergio Giordani, a chi gli chiede come vedrebbe la possibilità di rieleggere per la terza volta il presidente della regione del Veneto. Io farei la firma e applaudirei tutto il giorno. No, potete dirmi quello che volete, è legale, ma non mi interessa lavorare, fare le cose per la città, non mi interessa bianco, rosso, verde, a me interessano le cose per la città, per cui realizzare le cose. Abbiamo quasi 1 miliardo da investire e investiremo tutto fino all'ultimo giorno. Lo dico per la città, sottolinea il sindaco Giordani, che non ha mai nascosto di avere un buon rapporto con il presidente Luca Zaia. Aiuta la città, aiuta la città nel senso, quando ho qualche problema, lui si fa interprete assieme al vicepresidente De Berti delle necessità. E si lavora così, insomma, non in un'altra maniera. Uno fa, finché c'è campagna politica, tutto quanto va bene. Dopo ognuno lavora per la comunità, lui lavora per il Veneto, io lavoro per Padova, di conseguenza vado molto d'accordo, leale, corretto, niente da dire. Per quanto riguarda invece un suo possibile terzo mandato, Giordani è sicuro. Non mi fregano più, 2 mandati sono sufficienti. E andare in regione le piacerebbe? Ma anche per sogno, ragazzi. Non so mica, ragazzi, no, non sarei capace. Prima, io spero che Zaia resti, questo sì, perché devo dirvi che per me è importante come presidente, come referente. Allora, sentiamo come commenta Alberto
Ciamini, ecco, Fratelli d'Italia, terzo mandato, più mandati, i senatori, gli onorevoli rimangono là tanti anni perché noi ministri dobbiamo cambiare, tanti governatori anche di sinistra come Bonaccini dicono sì sì continuiamo ad andare avanti, De Luca, Fedriga. Voi come la vedete la storia, Alberto? Allora, io personalmente sono totalmente contrario a questo eventuale terzo mandato che poi sarebbe anche il quarto. Sicuramente il prossimo Spieghiamo anno, perché il quarto, perché forse qualcuno non sa la storia. perché allora non mi ricordo bene come era successo, ma era stato fermo un anno, diciamo, sì, un periodo, e poi si è ricandidato. Si è ricandidato. Stiamo parlando del presidente Luca Zaia. Sì. Il prossimo anno ci sono le europee, che è sicuramente un punto fondamentale per Fratelli d'Italia. E se si dovesse, a mio avviso, arrivare a un risultato maggiore della Lega, è giusto che nel 2025 le regionali il presidente veneto candidato sia di Fratelli d'Italia. Penso sia giusto, con tutto il rispetto comunque che ho per Luca Zaia. Sicuramente ha fatto bene in questi 14 anni, è giusto comunque lasciare spazio anche ad altri pretendenti, giustamente. Poi se il prossimo anno Fratelli d'Italia dovesse prendere meno della Lega, ok, lì è un altro discorso. Sono sicuro che se ci attestiamo al 30% dei risultati delle politiche, penso sia giusto candidare uno dei nostri di Fratelli d'Italia. Nomine abbiamo, abbiamo comunque amministratori seri e dunque siamo pronti per governare anche la Regione Veneto. Allora, Alberto Ciamini, ci spiegate, avreste mai immaginato così in poco tempo ad avere dei numeri anche qui al nord e non solo al nord così alti proprio rispetto al predominio che ha sempre avuto la Lega, perché era la Lega che veramente faceva da padrone con dei numeri incredibili, è arrivata quasi al 40%, adesso fa fatica a arrivare alle 2 cifre. Ecco, cosa è successo? Avete seminato meglio? Perché qualcuno mi ha detto, dico che il Tevere è salito, il Piave è sceso e il Tevere è salito. Avreste mai immaginato, cioè avete seminato bene nel territorio, avete saputo parlare? Io dico sempre che questa premia, almeno da quello che sento, non è intanto Fratelli d'Italia, ma è lei che piace. È la donna, è il simbolo, come si pone, come si presenta. Ecco, cosa dici? Sicuramente un aiuto a questa espansione del movimento l'ha data la nostra leader Giorgia Meloni, che è stata comunque molto brava a crearsi la sua squadra di amministratori. Siamo molto bravi comunque sul territorio. In provincia di Treviso siamo passati da 300 iscritti del 2020 a 2700 iscritti. Dunque un risultato significativo. Abbiamo degli ottimi amministratori, abbiamo oltre 100 amministratori, parlo per quanto riguarda la provincia di Treviso, abbiamo 8 sindaci, abbiamo adesso un nuovo coordinatore che è Claudio Borgia, che sicuramente darà un contributo a far crescere ancora di più il movimento. Salutiamo, l'abbiamo avuto ospite poco tempo fa. Sicuramente contribuirà a far crescere ancora di più il movimento. Secondo me da qui al 2025 ci toglieremo ancora i sassolini delle scarpe e con gli ottimi amministratori che abbiamo riusciremo comunque a riproporre la percentuale che abbiamo preso alle politiche alle prossime europee. Allora, sentiamo, dottor Cordiano, dopo continueremo a parlare di un tema importantissimo, ecco, di questi FAS nel sangue, di questa preoccupazione che avete. Cosa vorrebbe chiedere, ecco, di magari cercare di far capire alla Presidente, perché forse mi sembra che ascolta, ecco, deve ascoltare anche questo problema, questa preoccupazione che c'è nel territorio, forse non è arrivata, qualcuno gliela gira in maniera diversa, lei è una mamma, una bambina piccola, ecco, cosa vorrebbe che dicesse per lei, oppure metterla in contatto, dottor Ciamini, alla politica che non ascolta, visto la preoccupazione che avete voi medici dell'ambiente, se non crediamo neanche a voi dobbiamo credere, prego. Beh, grazie, perché mi ha letto nel pensiero, perché appunto io avrei chiesto al giovane politico che ha in
in studio è possibile di fare da intermediario con il Presidente o la Presidente del Consiglio, che uno dei suoi programmi, mi pare, dei punti fondamentali del suo programma politico è quello della natalità, della difesa appunto della famiglia, e quella di incrementare in qualche modo la natalità. Premesso che se qualsiasi misura si prenda, gli effetti si potranno vedere fra 10 o 15 anni, insomma, di una ripresa della natalità. Una delle cause della ridotta natalità, oltre a quelle che sono state affrontate nella trasmissione precedente con il dottor Busato, insomma, difficoltà economiche, dobbiamo metterci in testa, capirlo, che una delle cause principali della infertilità di coppia, della riduzione della natalità, è l'inquinamento chimico con i PFAS, con i pesticidi, con l'inquinamento atmosferico. L'inquinamento che va a finire proprio nei testicoli e nell'ovaio, è quello che stiamo dimostrando, è quello che mi preoccupa, dicevo, perché per tornare al PFOA, lo studio che stiamo facendo, la stiamo notando in collaborazione con l'Università di Napoli, alterazioni che sono mai state descritte al mondo, al microscopio elettronico, alterazioni dello sperma causate dall'accumulo di PFOA che si concentra, si deposita nei testicoli in quantità addirittura superiore a quella che ci può essere nel sangue. E dicevo di fare, quindi questo può essere un aspetto interessante, perché è inutile, probabilmente non so se basterà aumentare, prendere delle misure che invoglino le coppie ad avere più figli, se poi questi figli non arrivano a causa dell'inquinamento, di danni che il progresso sta producendo negli organi più importanti, più essenziali dell'essere umano, non so come si potrà appunto far crescere questa natalità. Quindi dire l'intermediazione perché mi servirebbe? Perché noi, l'ho detto più volte in trasmissione, questo è uno studio indipendente, abbiamo rifiutato, non abbiamo nemmeno chiesto soldi alle istituzioni pubbliche, l'abbiamo chiesto alle fondazioni bancarie, ce l'hanno partecipato a bandi di ricerca, ce l'hanno sempre rigettati. Io penso anche per interventi da parte della politica o per pressione da parte di industrie chimiche che si oppongono a che vengano fatti studi indipendenti. Dicevo, abbiamo bisogno di soldi, di tanti soldi, perché fino adesso abbiamo finito con la prima parte, le visite mediche, gli esami fondamentali, però abbiamo bisogno ancora di 100.000 euro per poter fare gli esami fondamentali di questi PFAS nel sangue e nello sperma, e per poter dare una parola definitiva, perché se io fino adesso vi ho detto che abbiamo trovato alterazione nel 30% dei giovani fino a 36 anni, però questo non posso pensare che siano causati dai PFAS o da altra roba, però devo dimostrarlo, e per dimostrarlo dobbiamo fare esami che costano molto, disponibili solo in pochi laboratori specializzati, e stiamo alla ricerca di fondi. Sentiamo Alberto Ciammini, come commenti le parole, farai da tramite, mettere in contatto questi medici per l'ambiente, in particolare il dottor Cordiano, che sta spiegando molto bene l'importanza, non lo facciamo per noi, lo fanno per la popolazione, certo. Una popolazione poi che riguarda voi giovani. Prego. Sì, certo, sicuramente non potrò fare da intermediario con la Presidente Giorgia Meloni, lì non ho ancora questo potere. Sicuramente avviserò comunque il Presidente, il coordinatore provinciale, magari possiamo comunque portarlo, fare un bel convegno anche qua in provincia di Treviso e poi magari espanderlo in regione e poi vediamo se riusciamo comunque a portarlo a livello più alto. Comunque io darò anche il numero al dottor Cordiano, chiamerò io personalmente Claudio Borgia, per far capire anche l'importanza, facciamo squadra, Ciammini, certo, per far capire l'importanza di quello che ha detto il dottor Cordiano, perché si sono preoccupati loro. Pensate, questi genitori che hanno questi ragazzi a casa con questo problema, che vita non facile dovranno
dovranno fare un percorso veramente difficile. Allora adesso vediamo anche di capire soprattutto il perché questa politica fa fatica ad avere molti giovani. Ce ne sono pochi, stanno aumentando. Com'è la situazione, Alberto? Cosa vedi dal tuo osservatorio giovanile? Allora, dal mio punto di vista, secondo me sul crollo delle nascite va a incidere sicuramente anche la nuova generazione, che è una generazione sicuramente che non ha i valori della generazione vecchia, e non c'è più la concezione di fare famiglia, matrimonio. Sicuramente bisogna recuperare questi valori, e lo Stato sicuramente deve aiutare a incentivare le nascite aiutando i giovani con sussidi, con aiuti, perché eventualmente abbiamo i giovani adesso che per comprare casa non riescono a comprare casa. Gli aiuti, secondo me, a mio avviso, non sono sufficienti. È un tema sicuramente delicato, anche questo, perché attualmente la popolazione, abbiamo più anziani che giovani, attualmente va bene, è aumentata l'occupazione del lavoro ed è diminuita la disoccupazione, ma nell'occupazione del lavoro c'è un alto tasso comunque di persone over 50. E se andiamo avanti così saremo sicuramente tra un paio d'anni un paese vecchio, senza un ricambio di generazione, e andremo molto in difficoltà. Allora andiamo a vedere adesso queste mamme no PFAS cosa hanno fatto, quanto hanno dimostrato. È un servizio che è del 10 ottobre del 2023, poi ne abbiamo un altro del 10-11-2023, sono sempre nel pezzo. Allora guardiamo sia quello del 10 che quello dell'11 del 2023, nome mamme no PFAS e società idriche. Andiamo a vedere. Hanno portato in aula le loro preoccupazioni, i casi relativi alle problematiche di salute, patologie di bambini e adulti, evidenziando la possibilità di una correlazione con la presenza di PFAS. Sono i cittadini delle aree del Vicentino coinvolte dalla contaminazione che, test di parte civile nel processo Miteni, hanno raccontato le loro esperienze, tra loro le mamme riunite nel comitato Mamme No FAS. Ci sono bambini nati a basso peso, bambini con il colesterolo, ma anche ragazzi e adolescenti con tumori ai testicoli, e questa cosa è una cosa molto pesante. Noi siamo qui anche in sostegno delle mamme e papà che stanno portando la loro testimonianza. Una battaglia portata avanti da anni dalle mamme no FAS, che si appellano alla politica e sperano in un cambio di rotta delle abitudini in generale a tutela di ambiente e salute. Vogliamo anche un ripensamento dell'economia e di tante cose che adesso si danno per scontate, cioè tutti mettiamoci in gioco, dobbiamo cambiare un po' anche le abitudini di vita, le nostre richieste, la nostra pretesa di avere tutte le comodità, perché hanno un costo troppo alto e riguarda la salute delle generazioni future. Mi sembra abbastanza evidente che l'evento di cui parliamo in questo processo, quindi l'avvelenamento e il disastro, così come anche l'inquinamento, che sono i tre capi di imputazione di cui fondamentalmente si discute, abbia le caratteristiche della permanenza. Per questo motivo, nell'ultima udienza del processo sull'inquinamento dei FAS, gli avvocati di parte civile delle società Acque del Chiampo, Viacqua, Acque Venete e Acque Veronesi intendono scongiurare la prescrizione dei reati oggetto delle imputazioni a carico dei 15 manager di Miteni, ICG e Mitsubishi Corporation. I legali hanno chiesto formalmente alla Procura della Repubblica di modificare il capo di imputazione, che è circoscritto a tempi storici ben precisi di oltre 10 anni fa. I periti tecnici di parte civile, il geologo Pierluigi Bullo e il professore ordinario di chimica all'Università di Padova Antonio Marcomini hanno dichiarato ai giudici della Corte d'Assisi del Tribunale di Vicenza che le sostanze perfluoroalchiliche non sono degradabili e a causa della loro persistenza possono rimanere nell'ambiente per centinaia d'anni. Inevitabile dunque la richiesta di modifica del capo di imputazione. In modo che si possa contestare la continuazione dell'evento e evitare anche i rischi di prescrizione del reato.
Tra l'altro questa richiesta è funzionale a assicurare la più ampia tutela della cittadinanza che nel caso di malaugurata conclusione di un processo di questo genere, che è destinato a durare ancora moltissimo tempo, con una eventuale dichiarazione di prescrizione, si vedrebbero esposti al rischio del pagamento in bolletta dei costi delle riparazioni ambientali. Come commenta questi servizi, quello che ha detto Cordiano, ma soprattutto la preoccupazione che abbiamo tutti noi, perché stiamo parlando del futuro della nostra società, e se non veramente cerchiamo veramente di investire sull'ambiente e sulla salute, che su cosa dobbiamo investire? Sento di opere faraoniche gigantesche, ma lei sta dicendo anche di un'opera gigantesca che è quella che investire su questi problemi che abbiamo coi FAS. Prego, dottor Cordiano. Sì, è vero. Per dire, qua si trovano, in trasmissione abbiamo anche che volte accennato per esempio alle spese di queste infrastrutture faraoniche. Per esempio mi riferisco in modo specifico alla Pedemontana, perché sono rimasto allibito, per esempio, leggendo che questa Pedemontana, bisogna dirlo, l'ha voluto Zaia, l'ha voluto la giunta regionale che governa in questa regione da decenni. E questo lo dico a titolo personale, perché la mia associazione, di cui sono presidente per il Veneto, è un'associazione apartitica, quindi non facciamo sconti a nessuno. E non faccio sconti nemmeno al sindaco di Padova, perché è un po' incongruente per tornare. Io dice, va bene, mi limito al secondo mandato, però chiunque altri, fattispecie Zaia, può diventare, fare il terzo, il quarto, il quinto mandato, non si può. Io penso che dopo 2 mandati uno dovrebbe tornare al politico, dovrebbe tornare a fare il lavoro che faceva prima, se sa farlo, oppure lasciare spazio appunto ad altri che hanno idee. Quindi, ripeto, sono rimasto allibito nel sentire che noi cittadini veneti dovremo pagare, anticipare per i prossimi 2 o 3 anni 60 milioni di euro per pagare la società che sta costruendo la Pedemontana, perché non ci sono soldi derivanti dai pedaggi. E questi forse poi saranno recuperati quando sarà completata la Pedemontana, che andrà a finire, e poi cose di cui dubito. Ripeto, si trovano soldi per fare queste infrastrutture faraoniche, per dare contributi a chi vuole ingrandire ancora di più i vigneti che ha, acquistando il 2% in più ogni anno della superficie agricola. Però la Regione non è riuscita a trovare 320.000 euro per cofinanziare assieme all'Istituto Superiore di Sanità uno studio epidemiologico che era stato già deliberato dalla Regione Veneto nel 2016. Si sta di fare uno studio fatto bene, che avrebbe chiarito definitivamente se questa, ammesso che ce ne fosse bisogno, però diciamo dal punto di vista anche legale, avere uno studio ben fatto come quello che si proponevano allora nel 2016 assieme all'Istituto Superiore di Sanità sarebbe anche servito nel corso del processo. Lì appunto fare uno studio ben fatto avrebbe chiarito definitivamente che tutti i danni di cui parlavano prima anche le mamme non PFAS e di cui parliamo noi da decenni sono stati causati dai PFAS, e quindi poter avere accesso ad un eventuale risarcimento. Quindi è chiaro che ci vuole un netto cambio di passo, di paradigma, perché se tutti parlano come se il progresso, il lavoro, bisogna sempre aumentare di più, fare di più, eccetera. Anche il sindaco di... Mi scusi, ma questi politici hanno famiglia, come dicevo prima ad Alberto Ciamini, hanno figli, hanno nipoti, perché non ascoltano secondo lei, dottor Ciamini? Cioè vale di più il business o vale di più la qualità della vita anche dei loro cari? Perché a questo punto vuol dire che non gliene frega niente, perché se tanto mi dà tanto la risposta è questa. Prego. Sì, questa potrebbe essere una delle risposte, potrebbe essere come dire, anche ignoranza, nel senso che non conoscono bene i fatti, si affidano a consulenti, che spesso sono anche condizionati dalle industrie, sono bustapaga, lo sappiamo, questo storicamente è sempre successo.
la potenza di fuoco che hanno le industrie per condizionare la politica, per presentare studi alterati, per corrompere anche a volte uomini politici. Questa è storia ormai anche non solo a livello nazionale ma anche a livello europeo, ce ne si è parlato molto negli anni scorsi. Quindi il dramma è che viene anteposto il business, i soldi, gli skei alla salute. Prima gli skei e poi i putei, dicono in Veneto, da qualche parte. E purtroppo questo è quello... dirlo, dottor Cordiano, ha fatto bene a dirlo. Allora, siccome Ciamini deve lasciarci, dottor Cordiano, lei può rimanere ancora con noi perché vorrei vedere anche altri video, altre cose, o deve andare via? Volentieri, sì, certo. Bene, allora anche dopo la pubblicità lei rimanga collegato per cortesia. Allora Ciamini, andiamo intanto a vedere, ecco, queste foto della consegna dei pacchi, perché è importante. Sapete che la Mirella lo dice sempre, ecco, quando uno fa una buona azione per il banco alimentare va data visibilità, non fare e non vedere, questa è veramente visibilità, prego. No, questa è Spesa Solidale, che è un'associazione nata con il Comitato Prime Trevigiani da una decina d'anni. Siamo 20-25 ragazzi. Abbiamo avuto quest'idea di aiutare le fasce più deboli. Allora ci siamo messi seduti, facciamo una raccolta di genere alimentare una volta al mese, alimentari a scadenza lunga, sì. E poi andiamo a consegnare. Abbiamo una decina di famiglie che seguiamo nella provincia di Treviso e portiamo personalmente questi generi alimentari. Ultimamente stiamo ricevendo, forse anche perché si avvicina il periodo natalizio, stiamo ricevendo molti generi alimentari, molta solidarietà da parte dei cittadini, e infatti abbiamo portato anche da te al Banco Solidale un paio di pacchi e verremo anche prossima settimana. Questa è noi a Natale e Pasqua, questa è l'assessore Tessarollo. Facciamo comunque la raccolta di giochi a Natale, delle calze all'Epifania, delle uova a Pasqua. E è una cosa sicuramente che ci rende onore e siamo contenti. Sicuramente non andiamo a risolvere il problema di queste famiglie, ma andiamo a contribuire con un piccolo aiuto e un piccolo sorriso, e noi siamo contenti di questo. Allora, posso darti un consiglio, Alberto Spassionato? Allora, io capisco la buona volontà e capisco anche la parte politica, perché è da mettere nella bilancia anche quella. Ma il fai da te non porta da nessuna parte. Noi abbiamo a Treviso questi banchi alimentari iscritti a tutti gli effetti, diciamo, proprio portati a dare sempre di più un aiuto a queste famiglie in difficoltà. Perché se cominciamo, come era successo anche tanto tempo fa, dove abbiamo trovato addirittura le borse lungo le strade con gli alimentari, io ti prego, con queste iniziative che fate, di aiutare i banchi alimentari, perché ne abbiamo veramente bisogno. Siamo noi che siamo delegati a fare questo, c'è un'iscrizione in regione, c'è un percorso anche difficile e costoso che facciamo per arrivare ad aprire un banco alimentare, perché sennò viene fuori il caos totale. Noi abbiamo trovato garage pieni di roba da mangiare, con le telefonate che arrivavano, di persone che prendevano e non si sapeva come finiva questa roba. Ecco, noi abbiamo un controllo, noi abbiamo una carta d'identità della famiglia che viene a prendere queste cose, stiamo collaborando tra di noi. Ecco, vi prego di non sottovalutare, cercate di portare questi beni a chi è delegato a farli, perché guardate che viene fuori il caos, viene venduta questa merce, viene venduta, non si sanno poi i soldi dove vanno. Ecco, noi l'abbiamo provato sulla nostra pelle cosa vuol dire fare questo, perciò un consiglio che io do, per carità poi fate quello che volete, ma di portare questi beni alle parrocchie, ai banchi solidali, dove c'è questo controllo, siccome sono soldi poi di tutti quanti, perché tutti quanti cercano di aiutare, di avere il massimo rispetto per questi soldi che devono andare assolutamente a buon fine, perché abbiamo tanti furbetti anche nel nostro territorio. Questo va detto, Alberto. Poi naturalmente io vi ringrazio sempre, perché qualsiasi cosa, anche un pacco di pasta va sempre bene, però io direi che sarebbe ora di capire l'importanza dei banchi alimentari che ci sono, che sono delegati
a fare questo. Cosa ne pensa, dottore Cordiano, di quello che ha detto giustamente Alberto Ciammini? Ecco, questa voglia anche di aiutare che hanno anche questi giovani, ma bisogna aiutare anche il dottor Ciammini ad esempio a trovare, ecco, le soluzioni, e che vuol dire soldi per fare questi test. Avete sentito, la regione non ha finanziato, hanno dovuto andare in cerca di quelli che per un bene pubblico della comunità pubblica. È questo che non riesco a capire, perché non è che vi divertite a fare questo, cercate di fare del bene, o sbaglio, dottor Cordiano? Cerchiamo sì, di fare del bene, noi ci crediamo perché siamo medici e siamo, come dire, legati ad un codice deontologico, non solo quando visitiamo negli ambulatori, negli ospedali, ma anche quando andiamo a parlare di queste cose, perché ci sono proprio articoli del codice deontologico, l'articolo 5 nella fattispecie, che obbliga il medico ad informare i propri pazienti in modo corretto per quanto riguarda i possibili danni che derivano dall'esposizione all'inquinamento ambientale. Come diciamo noi, e questo Medici per l'Ambiente, la prevenzione delle malattie più importanti, tumorali, cardiovascolari, comincia al di fuori dell'ambulatorio, comincia nei campi, comincia nei fiumi dove si pescano i pesci, comincia negli allevamenti dove si allevano gli animali che vanno a finire nella nostra tavola. E quindi è inutile mangiare porcherie contaminati e poi andare dal medico e far spendere soldi. Per dire, ormai i PFAS costano poche decine di euro, per fare un esempio. Un chilo di PFAS costa 19 euro. È stato calcolato che i danni causati dal PFAS all'ambiente e alle strutture sanitarie sono 18.000 euro per ogni chilo di PFAS che noi abbiamo prodotto. Dottore, la interrompo un secondo perché abbiamo la Luciano da Desenzano, ma poi continueremo a parlarne anche nella terza parte della trasmissione, perché devo salutare anche Ciammini, Alberto Ciammini, che ci deve lasciare. Allora, vai Luciano da Desenzano del Garda, vai. Mirella, ciao, buongiorno agli ospiti. Voglio dire 2 o 3 piccole. Zaia, basta governatore del Veneto, ma Presidente del Consiglio, non dico subito, o anche Ministro in qualsiasi campo, che l'ha già fatto, è una persona ingambissima, è inutile che lo dica io. L'hanno detto i Veneti con il 76% dei voti. E una piccola cosa, dal piccolo consigliere che ha preso voti perché si è andato consigliere anche di un piccolo comune, dovrebbero tutti presentare alla fine dei 5 anni, presentare quello che hanno fatto, insomma, quello che hanno fatto nel Parlamento, da sindaco, perché qua tutti che si lamentano dopo che sono stati sul governo, il debito pubblico in 10 anni è esploso di miliardi, e l'Italia purtroppo abbiamo milioni di poveri. Vi saluto, auguri a tutti, vi saluto, buongiorno. Sì, anche noi dobbiamo stare attenti, ecco, di capire bene quando andiamo a votare cosa votare e chi votare, perché se la storia è storia qualcosa dobbiamo pure imparare, perché sennò cosa serve la storia e quello che è stato fatto. Allora, detto questo, allora Alberto Ciammini, come saluti, come vuoi rispondere al nostro Luciano da Desenzano del Garda? No, rispondo a Luciano, io non contesto il lavoro fatto da Luca Zaia, perché sicuramente ha fatto un ottimo lavoro, sto solo dicendo che bisogna lasciare spazio agli altri. Se il prossimo anno, come ribadisco, Fratelli d'Italia dovesse prendere più della Lega Nord, è giusto che nel 2025 il posto spetti ai Fratelli d'Italia. Io non ho niente assolutamente contro Luca Zaia, è un ottimo presidente della Regione Veneta, che bisogna lasciare, dopo 15 anni sarebbe giusto lasciare il posto a qualcun altro. Detto questo, ringraziamo Alberto Ciammini, da tutti i nostri volontari anche del Banco Alimentare, da tutte le persone, perché sono veramente donazioni molto importanti. Consigliere comunale Treviso di Fratelli d'Italia. Grazie Alberto. Pubblicità.
Nella misura in cui questo risarcimento verrà concretamente erogato, il cittadino sarà sollevato dagli oneri di corresponsione di una tariffa più elevata. Anche il legale della società idrica Acque del Chiampo stigmatizza il rischio per la collettività di doversi sobbarcare, oltre al danno ambientale e alla salute già patito, anche il danno economico derivato dall'inquinamento dei FAS. Nell'ultima udienza del processo contro i 15 manager che hanno gestito l'impianto di Trissino della Miteni è stato il turno a testimoniare del direttore generale Andrea Chiorboli, che ha elencato quanto la sua società ha fin qui finanziato. Dal 2013 ad oggi sono stati spesi oltre 8 milioni di euro per garantire la continuità del servizio con l'installazione e l'adeguamento degli impianti di trattamento, alla continua verifica dell'assenza di inquinanti attraverso analisi chimiche, la sostituzione dei filtri a carbone attivo e la realizzazione di una rete di interconnessione con altre fonti sicure. Un piano programmato fino al 2029 per un costo complessivo totale di 37 milioni di euro. Un'attività condotta in sinergia con la Regione Veneto e gli altri gestori che si sono costituiti parti civili e che stanno rendicontando ai giudici l'oggettivo danno economico. La prospettiva che questi costi vengano riversati sugli utenti è una prospettiva che acquisterà concretezza soltanto nell'ipotesi in cui gli imputati e i responsabili civili non dovessero, come invece viene chiesto in questo processo e come viene chiesto attraverso le nostre costituzioni di parte civile, risarcire integralmente il danno. Allora ringrazio il dottor Vincenzo Cordiano che è rimasto con noi, che poi continueremo a parlare, ma ringrazio tantissimo il professor Mario Trivellato, cardiologo collegato con noi da Padova. Grazie professor Trivellato, ecco, ho voluto che anche lei sentisse questo servizio, sono servizi veramente allarmanti. Il dottor Vincenzo Cordiano ha detto la sua preoccupazione per questi ragazzi con questi esami che hanno fatto anche nello sperma, cosa hanno trovato, ma soprattutto il nostro cuore che batte molto, professor Trivellato, perché non sono notizie positive. Io so che bisogna essere ottimisti, ma la realtà bisogna avere anche il coraggio di guardarle in faccia. Allora, questo cuore sotto stress, come funziona, professore? Ci dica qualcosa, prego. Intanto grazie per l'invito, buongiorno a tutti, a lei e a tutte le persone che stanno guardando. Certo, il cuore sotto stress è fisiologico, è normale che noi abbiamo una certa risposta non solo cerebrale, anche cardiaca di fronte allo stress. L'importante è sapere contenere gli effetti di questo stress, ossia fare una vita possibilmente sana, entro determinati limiti, e sapere fare le cose con entusiasmo, fare qualcosa che ci piaccia. Non c'è niente di più deleterio che uno sia costretto a fare, per esempio, un lavoro oppure qualsiasi attività è costretto a farla. Cercare di adeguarsi in maniera positiva alla situazione. Ognuno di noi può trovarsi in situazioni di difficoltà, l'importante è saperla gestire. Dato che parlo di situazione, vorrei parlare della situazione invernale. Ci troviamo in inverno, adesso le temperature sono enormemente diminuite rispetto a quello che abbiamo, ai 30-35 gradi che abbiamo d'estate. Ormai normalmente i 30-35 gradi sono normali in pianura padana. Quindi d'inverno noi abbiamo senz'altro un'accentuazione, se uno ha una cardiopatia ischemica può andare incontro con maggior facilità ai sintomi della coronaropatia ischemica, come abbiamo molto spesso un aumento della pressione arteriosa. Perché? Perché c'è un ristringimento della tunica muscolare delle arterie, piccole, medie, grandi arterie, quindi in questa tubatura dove deve passare la quantità X di sangue si trova a essere rallentata o costretta. Ecco. Quindi ricordiamoci, il paziente iperteso si deve ricordare che non raramente deve modulare, deve implementare la terapia antiipertensiva. Il farmaco ideale in questi casi da prendere in prima scelta sono i farmaci calcioantagonisti. Tra questi sono vari, ripeto, ognuno
può avere una risposta individuale, perché la medicina non è una scienza esatta, però si basa su studi scientifici documentati e anche tenendo presente della variabilità individuale della risposta. Ma un calcio antagonista che direi di prima scelta è l'ercanidipina, perché molto spesso, quasi sempre, impedisce quell'effetto, non dà quell'effetto collaterale che per esempio è quell'edema più o meno accentuato a livello delle caviglie. Quindi questo è il primo input che posso dare, che comunque chi deve decide sul da fare è il cardiologo, il paziente, l'iperteso o il coronaropatico. Deve sapere questo, che d'inverno come col gran caldo, e queste due situazioni agli antipodi, deve consultare il cardiologo prima di intraprendere una terapia o di modulare la terapia in base. Trivellato, adesso sente parlare molto anche di tachicardia, di apnee notturne, ecco, cosa vuole dire? Tachicardia intendersi tachicardia è una frequenza cardiaca maggiore di 100 battiti al minuto. Questa, se di fronte a uno sforzo fisico o un episodio emotivo, è comprensibile, l'organismo ci dà un boost, un'accelerata per essere pronti a superare quel frangente. Ma se uno è continuamente in tachicardia, la prima cosa da pensare è l'anemia oppure una tiroide che è iperfunzionante, per cui soprattutto nelle donne lo vedo, si vede più frequentemente, un dosaggio degli ormoni tiroidei va fatto, perché se, ripeto, uno è stabilmente, facilmente emotivo, facilmente va incontro a questo cuore, sente battere quel cuore che noi normalmente non sentiamo, e pensiamo a questo. Allora, un esame del sangue di routine, l'emocromo, sodio, cloro, potassio, la glicemia, e anche gli ormoni tiroidei, perché la tiroide, che è una ghiandola che noi abbiamo qui sul collo, a farfalla, non si vede, eccetto quando ingrossata. Una volta si vedevano, soprattutto nei paesi, questi col gozzo, adesso grazie allo sviluppo della medicina, allo sviluppo grazie alle informazioni televisive come la vostra, la gente va prima dal medico di base, che è fondamentale, il quale eventualmente manda dall'endocrinologo e o dal cardiologo. Quindi ecco, sì, mi dica. Le apnee notturne che preoccupano molto? Negli obesi soprattutto negli obesi può trovare queste persone russare, chiamiamolo così, in maniera che tutti ci capiscono, russare può andare respirare ad intermittenza, oppure come rimanere quasi bloccato nel respiro, e questo, se ci sono delle apnee, dei momenti la fase del respiro bloccato, chiamiamolo prolungata, può portare anche delle aritmie. Quindi il consiglio che do come prima cosa da fare un holter delle 24 ore, perché così vediamo se durante le apnee notturne il paziente ha anche delle aritmie, cosa non rara, apnee notturne impegnative, diciamo, rimane in apnea per molti secondi, perché se vediamo queste cose impegnative va approfondito lo studio, c'è in pneumologia di soccorso, si può aspettare? No, occorre per andare pronto soccorso. Può spaventare chi dorme vicino al soggetto con la roncopatia, si chiama roncopatia con russare, importante, l'apnea associata all'apnea notturna, ma il giorno dopo si parla col paziente e si vede, si può programmare allora la visita dal medico di base, il quale eventualmente consiglia di andare dal cardiologo per un ECG Holter per 24 ore o in base anche al referto, quando troviamo questo Holter 24 ore, eventualmente di solito in pneumologia fare
degli esami particolari che ti permettono con una mascherina vedere il respiro, come quante volte viene bloccato, la saturazione di ossigeno in contemporanea, cioè è un esame un po' sofisticato, però ti permette di raccogliere molto più dati. Ma come in tutte le situazioni, ecco, prima facciamo step by step, come dicono gli americani, passo dopo passo, prima di fare delle cose impegnative. Ecco. Grazie professore, veramente grazie per come ha spiegato, anche perché questi sono i problemi che si vivono ed è importante capire anche come comportarsi. Allora, dottor Cordiano, adesso ritorno da lei per capire, io sto seguendo da tanti anni una famiglia con una bambina, Giada, che anzi saluto, che vive a Trissino, che è affetta da una malattia rara, nevomelanocito gigante, dove penso sia già la 35esima operazione che fa questa creatura, un'operazione anche difficile, un'operazione anche dolorosissima perché devono esportare la pelle. Ecco, io so che magari non si hanno numeri, però io ho sempre avuto questo dubbio, ecco, vivendo a Trissino, di questa malattia rara, di questa creatura che sta continuando a combattere con una voglia di vivere incredibile, ecco, come hanno tutti i bambini anche quando si ammalano. Ecco, pensate, lo voglio ridire, quando vai in sala operatoria è la 35esima, penso, operazione, perché come aumenta questo neo che diventa sempre più grande, lo devono togliere, e dice: guarda il chirurgo, non sbagliare braccio perché io devo dipingere con questo, mi raccomando. Ecco, capite l'importanza anche come affrontano questi bambini questi interventi molto dolorosi. Ecco, cosa ne pensa, dottor Cordiano? Lo so che non può essere, però io sto Trissino, malattia rara, questa roba stranissima. Sinceramente non ho una risposta da darle, perché questo tipo di malattia non è tra quelle che sono sospettate di essere causate da PFAS. E poi, essendo delle cose talmente rare, sono anche tale perché non si conosce, ecco, quindi non si conosce l'origine, la causa. Io adesso non so se possa essere qualcosa di tipo genetico, sinceramente non saprei. No, gliel'ho chiesto perché ho questo dubbio, ecco, sapendo cosa è successo non si sa mai. In teoria non si può escludere niente. No, perché sa, dottore, le malattie rare non sono conosciute perché non si investe sulla malattia rara. Siccome dicono sono pochi i numeri, non si può, però sono talmente tante che forse qualcuno dovrebbe capire che sarebbe il caso di intervenire, ecco, di investire sulla ricerca per capire cosa sono queste malattie rare, con queste famiglie disperate, perché la saluto, non so cosa dirle, non so come cosa proporle. E allora queste famiglie che si mettono in moto alla ricerca su internet di trovare altre realtà come la loro per cercare di scambiarsi dei dati, dei consigli. Guardate che questi genitori sono formidabili certe volte, ecco, per capire. Prego, dottore. Le ho conosciute io durante le mie attività, dove seguivo proprio una ragazzina che aveva una malattia rarissima, per la quale era stata trovata una terapia che però costava 500.000 euro l'anno. Alla fine, quando è diventata maggiorenne, insomma, ha cominciato a barcamenarsi, ad essere sballottata di qui e di là tra le varie strutture, le pediatrie. Diceva: questa non è più pediatria, però è un'età adulta. All'età adulta dice: ma no, dovete seguirla voi pediatri perché noi non abbiamo come dire, pratica di queste malattie. Alla fine si trattava soltanto di un giro contabile di chi doveva spendere questi 500.000 euro, che li spendeva sempre la Regione Veneto, però poi doveva passare ad ULSS diverse e non si sono messe d'accordo per chi doveva gestire questo caso. Io ho accettato di farlo nel day hospital, di farle questa somministrazione settimanale di questo farmaco raro, e mi sono prese le mie male parole da parte dei gestori, dei dirigenti, perché si vedevano, come dire,
da un momento all'altro addossare questi 500.000 euro l'anno di spese in più che non erano preventivate, insomma. Ecco, avete capito come funziona? Abbiamo Gianfranco Valeri in linea, poi continuiamo. Vai Gianfranco. Sì, buongiorno signora Mirella. Buongiorno. Buongiorno ai due professori. Signora Mirella, approfitto che c'è il cardiologo perché volevo illustrare il mio problema. Ecco, io mi rivolgo al cardiologo. Ecco, io praticamente, professore, circa 10 anni fa ho avuto 2 malattie importanti, molto importanti, e mi hanno seguito a Viano con terapie e tutto, e praticamente mi è andata bene. Però ero sovrappeso. Io da quel giorno, quando sono stato dimesso, ho iniziato sempre a camminare perché loro dicevano che anche con le mie patologie che avevo avuto, praticamente il camminare andava bene e tutto. Poi quando sono passati 2 anni mi ha detto adesso c'è un studio americano, prenda la cardioaspirina perché per il tumore al colon è una prevenzione e tutto, e io ho preso anche la cardioaspirina e tutto. E mi sta benissimo, cammino ogni giorno e tutto, sono anziano. Poi dopo 5 anni fa ho sentito che il cuore non funzionava bene, perdeva dei colpi e tutto. Sono andato dal mio dottore, sono andato dal cardiologo, mi hanno messo l'oltre, mi hanno fatto la prova del sport e tutto, mi è venuta la fibrillazione arteriale. Praticamente io cammino, però non mi manca mai il fiato, ma praticamente più cammino meglio sto. Se un giorno c'è pioggia e non posso camminare, non mi sento bene. Ecco, immagini, da quella volta adesso, senza dieta, perché io mangio anche abbastanza bene, io ho perso circa 18 kg e faccio di media 10 km al giorno. Però una volta dopo prendo il cardicore, il pomodino e tutto, e faccio le mie cure, mi sono accorto che praticamente alla notte stavo quasi sul letto, mia moglie diceva, ma fai qua? Ha detto guarda che tu respiri male, guarda. E allora ho iniziato, mi hanno fatto la prova delle apnee notturne e un anno fa mi è stato diagnosticato le apnee notturne, dormo con il CPAP e adesso io se prendono la luce ho quasi interrotte che io posso dire che il CPAP. Però io vado avanti a testa alta, cammino sempre e tutto. Volevo il suo parere, buongiorno, grazie e buon lavoro. Grazie Gianfranco, prego professor Trivellato. Allora guardi, intanto la fibrillazione arteriale si può curare al giorno d'oggi con l'ablazione a livello arteriale dell'atrio sinistra, dove ci sono questi foci, vengono chiamati, che sparano di impulsi elettrici che impediscono la normale, regolare contrazione a livello del ventricolo sinistro. Quindi bisogna eventualmente consultare un cardiologo per vedere se è il caso, se è ancora possibile, se è indicata nel suo caso questa tecnica che permette spessissimo, quasi sempre, di stoppare, di portare a ritmo regolare, a ritmo sinusale la frequenza cardiaca. Quindi ecco, le do un consiglio, vada dal suo cardiologo e senta se lei è nella categoria di pazienti che possono essere inviati a quel tipo di cardiologo che è in sala di emodinamica, è quello adatto. Praticamente sono quelli che mettono anche i pacemaker, non nel suo caso, ma quello che fa queste procedure particolari che sono in mano al giorno d'oggi da un cardiologo che si dedica esclusivamente a questa tecnologia. Per quanto riguarda le apnee notturne, se lei ha ascoltato, come presumo, nella prima introduzione quanto abbiamo detto, anche lì veda se è il caso che lei faccia con l'esame approfondito che, su consiglio del suo cardiologo, che permette in una notte di ricovero in ospedale di vedere quanto importanti sono le sue apnee notturne, come si intende, quanti episodi di apnea che lei ha e quanto lunghe sono queste apnee, perché porta a una desaturazione, una minore ossigenazione del sangue, quindi viene documentato realmente la gravità delle sue apnee. Se sono importanti, al giorno d'oggi si può intervenire chirurgicamente a livello del palato e portare via quel grasso che
va a creare ad intermittenza un tappo nella sua gola per impedisce di respirare normalmente. Quindi grazie professore, molto chiaro. Abbiamo Sebastiano da Abano. Vai Sebastiano. Buongiorno signora Minella, lei è il suo ospite. Quando parlate di ambiente a me mi piace i discorsi. Ora io sono del parere, anche io a volte compro degli indumenti che so, e quando li lavi esce proprio a colore, il colore che so, ti compri un maglione nero, ti esce proprio il colore nero, ma devi fare tante lavate e ti esce sempre il colore nero. Ora io dico, com'è possibile? Naturalmente ormai si sa che tutto fa la Cina, tutti questi prodotti chimici che ci mettono per fare questi maglioni non sono nocivi per la pelle, per la salute della gente, perché si sa che ormai lì usano dei prodotti che qua sarebbero fuori legge qua in Italia per fortuna. Però intanto questi prodotti vengono da quei paesi là dove non c'è massimo rispetto delle regole, quindi magari ti mettono delle cose chimiche dove alla pelle naturalmente può fare male. Volevo appunto se il dottore sapeva dirmi qualche spiegazione, se poteva, cioè, se fa male alla pelle o meno. Grazie Sebastiano. Allora, oltre a rispondere a Sebastiano da Abano, andiamo a vedere anche queste slide che ha portato, queste diapositive, il Vincenzo Cardiano, il dottor Cardiano, e poi rispondiamo anche a Sebastiano. Allora, andiamo queste foto. C'è qualche... Ecco qua. Prego, dottore, allora commentiamo le foto, se vuole rispondere prima a Sebastiano, veda lei. Sì, Sebastiano, chiaramente non posso, non sono un esperto tessile, eccetera, non so le molecole di cui è fatta gli indumenti che compra, però è vero in linea generale quello che dice, che ormai siamo inondati da tessuti a basso costo. Basso costo significa sostanzialmente che vengono usati o materiali di bassa qualità oppure viene sfruttato chi ci lavora, tutte e due, insomma. Ecco. Però quello che posso dirle è che sappiamo, è certo, che per esempio più si lavano gli indumenti e più questi rilasciano anche delle microparticelle, delle microplastiche che poi vanno a finire nell'acqua, e quindi di per sé è una cosa, forse è una cosa naturale che questi tessuti ogni volta che si lavano cedano un po' del loro colore, delle fibre sintetiche di cui sono costituite, è inevitabile, e forse appunto negli indumenti a basso costo questo si accentua. Però bisogna tenere presente appunto che noi quando ogni volta che laviamo questi tessuti oppure indossiamo tessuti impermeabili sotto la pioggia, questi cedono un po' dei costituenti di cui sono fatti. Molto chiaro, dottor Cardiano. Allora commentiamo anche queste foto che abbiamo visto, ecco, perché un'informazione corretta va assolutamente fatta, è un tema che riguarda tutti, dobbiamo conoscere, bisogna che ci sia trasparenza, e stiamo parlando di salute pubblica. Prego, dottor Cardiano. Sì, allora la prima era solo per dire, appunto, si richiamava il fatto che l'AIARC, l'agenzia di cui si parlava prima, ha dichiarato sicuramente cancerogeno per l'uomo senza dubbi di sorta questo PFOA, e quindi adesso poi le autorità, le istituzioni che devono prendersi cura della salute dei cittadini a tutti i livelli, a partire dal sindaco fino ai parlamentari e presidenti di qualsiasi colore politico, non possono più nascondersi. È una sostanza sicuramente cancerogena, è una sostanza artificiale non esistente in natura, nessuno ne conosceva queste molecole prima del 1940, e quando hanno cominciato a produrle in quantità enormi, sempre crescenti, quindi è necessario che si prendano subito, non l'anno prossimo, nel 2050, adesso, tutti i provvedimenti che possano far ridurre l'esposizione delle persone nell'acqua, nell'aria, negli alimenti, e bonificare i terreni, perché se i terreni sono stati contaminati o dalle ditte che producono
è che oggi sono autorizzate ad immettere nell'ambiente anche le centinaia di migliaia di fabbriche che anche in Veneto utilizzano queste sostanze, li immettono, li scaricano liberamente, a norma di legge possono farlo se non superano certi limiti. Però questi limiti non significa che queste sostanze non sono pericolose, sono pericolosissime anche a bassissime quantità, a bassissime concentrazioni, e quindi bisogna fare di tutto per eliminarle dall'ambiente se è possibile, ma come detto prima probabilmente non c'è più tempo, ormai i buoi sono scappati dalle stalle. Questo è lo studio che dicevo prima, era il nostro studio pubblicato nel 1938, il primo dei tanti studi che noi di ISDE abbiamo fatto e ci proponiamo di fare ancora nella zona rossa se avessimo la possibilità di avere i finanziamenti necessari. Questo è appunto lo studio che dimostrava come dal 1980 al 2018, come riportato dal giornale, c'erano stati 1300 morti in più in 30 anni. Questi morti, ripeto, dal 2018 lo studio di cui parlavo fatto dal professor Biggeri ha dimostrato che sono aumentati a quasi 4000, che significa quasi un morto in più ogni 3 giorni in Veneto, causato dall'esposizione a PFAS. E quindi questi sono dei costi sanitari. Allora io ho ascoltato con molta attenzione quello che diceva il collega cardiologo, però sicuramente tutte le cose che ha detto sono importanti ai fini della prevenzione, eccetera. Questa è una cosa che faccio un attimo passo a un altro argomento. Questo è il sito dove tutti possono andare a vedere quello che abbiamo fatto appunto in questi maschi, tutti gli esami che abbiamo fatto, tutti gli esami che pensiamo di fare, e se riuscissimo a trovare 100.000 euro che ci mancano. Ci sono anche le indicazioni, non so se viene passata una diapositiva successiva, come fare, dove donare con l'IBAN. Vediamo un'altra diapositiva, dice il dottor Cordiano, per cortesia. Prego, dottore. Sì, dicevo che appunto questo è il sito isde.it/PFAS, dove si possono trovare tutte le informazioni e anche le modalità per fare le donazioni, perché noi speriamo anche in questo periodo natalizio che la gente metta la mano oltre che alla propria tasca, donando quello che può, anche poco, precisando quello però che abbiamo dalla regia, mi dicono, dottor Cordiano. Comunque la inviterò ancora e faremo ancora questo appello, perché stiamo parlando di salute pubblica, che qualcuno dovrà pure intervenire anche a livello regionale o di governo. Professor Trivellato, si parla molto di proprio intelligenza artificiale, di cuore artificiale. Io so che lei ne ha parlato per primo proprio in questa trasmissione. Ecco, com'è la situazione? Sì, ieri avevo un esperto appunto di trapianti, il quale ha detto sì, tutto quanto va bene, ma ci vuole sempre la mano dell'uomo poi alla fine, ecco, e da là non si scappa. Prego, professor Trivellato. Dunque, per quanto riguarda l'intelligenza artificiale, è qualcosa di nuovissimo che ci aiuterà senz'altro molto, ma come tutti dicono dobbiamo stare molto attenti che non ci prenda la mano. Vedo quando intervengono sull'intelligenza artificiale, si vede in televisione con una certa frequenza, come tutti indistintamente tutti dicono, richiamano sui pericoli che si può andare incontro, le manipolazioni che possono essere fatte con questa cosa che è veramente mostruosa, diciamo in senso positivo e anche negativo. Può darci di dati totalmente manipolati, quindi questo non vuole dire sicuramente andrà avanti, ma dovranno mettere delle strettissime regole di utilizzo su questa modalità tecnologia, che è veramente il nuovo orizzonte dove siamo, i nuovi confini dove siamo arrivati. Quindi ok, utile, utilissima, ma deve essere attentamente valutato il suo utilizzo. Professor Trivellato, un'altra cosa che volevo chiedere, perché si vede anche, come ha detto lei, la stagione è fredda, adesso al mattino
molti diversamente giovani, come li chiamo io, che fanno attività fisica, come ha detto anche il nostro Luciano, ma anche Gianfranco Valeri, ecco, sono sempre all'aperto, chi a piedi, chi in bicicletta, però bisogna fare anche una cosa moderata, perché anche le temperature, come ha spiegato lei, non è da prendere un po' sotto gamba, bisogna anche sapere come muoversi e come fare anche determinati esercizi. Prego. Sì, certo, camminare è la cosa più fisiologica, più naturale. Noi non siamo nati con la bicicletta, va bene anche la bicicletta in primavera, uno può andare, ma camminare è la cosa più logica. Il consiglio di uscire a camminare in tarda mattinata. Guardate, per esempio oggi c'è una bellissima giornata di sole e quindi va bene guardare, uscire sapendo che si può camminare fino a che quella mezz'ora, 3/4 d'ora va bene. Un cammino che non sia troppo lento né troppo affrettato. Un cammino bisogna avere in mente una meta da raggiungere. Quando uno ha una meta da raggiungere, nel senso proprio come dovesse andare a prendere un autobus, come dovesse andare a fare una spesa dentro un determinato orario, quindi non deve essere quel passo trascinato, perché quello dispendio di energie sono molto poche, deve essere una camminata valida. Io guardo quando cammino e osservo anche gli altri, c'è un dispendio di energie diverso dall'impegno che uno prende nel camminare, quindi ok camminare, uscire in tarda mattinata, fare quei 40 minuti, 30-40 minuti, ma che sia una camminata valida, ecco, una camminata ci invitano molti a fare le scale, bisogna fare le scale, fa bene al cuore, è vero? Vabbè, le scale siamo primo, secondo piano, va bene, terzo piano, se uno mi va al terzo piano con i pacchi della spesa che ha fatto, quello moltiplica, non dico per 10, ma quasi lo sforzo fisico, quindi farle, direi una persona normale i 3 piani li può fare normalmente, però se ha quei 10-15 kg da parte e dall'altra parte anche che porta un peso, falle minore utilizzare l'ascensore. Quindi l'attività fisica va fatta un po' guardandosi attorno. Io guardo proprio questi che hanno il passo da ultra pensionato, no, quello non, anche se sta fuori 3/4 d'ora o un'ora, non perde, non è molto utile dal punto di vista cardiologico una camminata che si... Una camminata soft, diciamo così. Grazie professore, allora andiamo a vedere questo servizio e ci tengo moltissimo, andiamo a vedere acqua potabile senza PFAS Veritas, andiamo a sentire, poi commentiamo e salutiamo anche gli ospiti, andiamo a sentire questo servizio. Non ci sono tracce di PFAS nell'acqua erogata da Veritas attraverso l'acquedotto pubblico e quanto emerge dalle analisi effettuate dal laboratorio aziendale Veritas nei 36 comuni serviti, dei quali 29 in provincia di Venezia e 7 nel Trevigiano. Analisi effettuate a livello preventivo e per scongiurare che la falda inquinata dai veleni in questione dal Vicentino e dal Padovano non fosse salita fino a Venezia e Treviso, così da Veritas. Specifica come il limite di quantificazione per la ricerca dei FAS, fissata in accordo con ARPAV e con gli altri laboratori regionali della rete Vivere Acqua Lab, è stato fissato a 5 nanogrammi per litro e in nessun caso ne sono state trovate tracce. Non ce ne sono nemmeno con i parametri dell'Agenzia di Protezione statunitense, che in una proposta attualmente in fase di valutazione ha individuato un panel di 6 sostanze fluorate. Insomma, le rassicurazioni sono che si può tranquillamente bere l'acqua di rubinetto nei citati 36 comuni, spiega il sindaco di Milano nella veste di presidente dei primi cittadini del comitato analogo Veritas. Noi siamo anche orgogliosi del fatto che come comuni abbiamo deciso anche per il 2022 di lasciare tutto l'utile in Veritas, che provvederà ad investirlo a beneficio dei cittadini e delle cittadine. È una scelta di responsabilità. E quanto emerso nel corso della presentazione del bilancio 2022, chiuso con un utile di 6,2 milioni di euro. Il 2022 si è chiuso positivamente per Veritas, abbiamo avuto un saldo occupazionale in crescita e i servizi sono andati abbastanza bene.
Ecco, ha visto forse, dottor Cordiano, dove deve andare a chiedere magari i soldi, fare queste collaborazioni, perché è utile per tutto investire, visto che c'è questa ricchezza. Come ci saluta, dottor Cordiano, dopo aver visto anche questo servizio? Vi saluto augurandovi buone feste, ringraziandomi per avermi invitato. Dico, sicuramente ci sono alcuni acquedotti in alcune zone cosiddette fortunate dove hanno, come nell'area a cui si riferiva il servizio, bassissime concentrazioni. Il fatto, come dice nel servizio, che il limite di quantificazione sia 5 nanogrammi, questo non vuol dire che non ci siano sostanze, possono esserci 4,8 o 4 o 3 nanogrammi di sostanze anche cancerogene, che però non sono rilevate dalle metodiche. Il nostro limite è quello di tendere a zero, sperando che qualcuno delle future generazioni di cui si è parlato anche prima nel servizio riescano, qualche giovane, qualche talento venga fuori che riesca a trovare finalmente il modo per poter inattivare queste sostanze e farcene liberare. Grazie al dottor Vincenzo Cordiano, presidente ISDE Vicenza Medici. Professor Trivellato. Grazie per l'invito, anch'io auguro buone feste a tutti e manteniamoci in salute. Ci sono, al giorno d'oggi possiamo farlo e quindi l'importante è essere aggiornati e partecipare serenamente a questo periodo di festività che hanno un loro calore che tutti noi possiamo percepire guardandoci attorno. Ci fa vedere velocemente l'ultima trovata elettronica per migliorare la qualità della vita? Ce l'ha portata di mano, tipo quello che aveva fatto vedere l'ultima volta? Quello dell'ultima volta non ce l'ho in questo momento qua. Allora la prossima volta, professore, sicuramente la prossima volta. Allora grazie ancora al professor Mario Trivellato, cardiologo, grazie ancora al dottor Vincenzo Cordiano, non molliamo mai, grazie ancora, la salute pubblica va salvaguardata, faccio l'appello sia alla Regione che al Governo, cercate di aiutarci perché noi ce la stiamo mettendo tutta. Grazie, la posta di Mirella. Sayang disayang.